Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo venerdì 11 dicembre con tutti gli aggiornamenti sul fronte della politica, della cronaca, dell'attualità. Alle 12:30 il consueto punto stampa con il governatore Zaia all'indomani dell'ordinanza, della nuova ordinanza regionale e l'ennesima stretta sui bar con le consumazioni al tavolo dalle 11 del mattino. C'è poi il dibattito che si sta registrando a livello nazionale sui confini comunali, sullo stop agli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Primo gennaio. Pare si stia studiando una marcia indietro da parte del governo. Il dibattito è aperto e non mancano polemiche al fulmicotone. Ma la cronaca incombe soprattutto nel Trevigiano. La prima notizia di giornata riguarda un rogo devastante che si è sviluppato nella notte a Treviso, in via Santa Barbara, presso la sede di Contarina, la società dei rifiuti. Qui vedete le prime immagini girate proprio questa notte. Attorno alle 2 sono è scoppiato questo incendio, distrutti dalle fiamme alcuni mezzi e attrezzatura varia per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Sono rimasti coinvolti anche dei mezzi della protezione civile, perché vicino alla sede della Contarina c'è anche il distaccamento della protezione civile. Ovviamente sul posto ci sono ancora i vigili del fuoco, ma ovviamente vista la devastazione ci sono delle indagini in corso, non si esclude la pista dolosa e questo sarebbe assolutamente grave. Sul posto si è recato anche l'assessore comunale all'ambiente Alessandro Manera. Tutti i dettagli ovviamente nel corso delle nostre edizioni dei telegiornali. Sul posto c'è la collega Francesca Bozza. Sempre per la cronaca c'è un'altra notizia abbastanza clamorosa di cui dobbiamo darvi conto: un maxi sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza sempre di Treviso. Sono stati sequestrati, pensate, 680.000 prodotti cinesi pericolosi, 31 le denunce per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Una maxi operazione, forse una delle più imponenti degli ultimi anni, che ruota attorno di fatto al mondo dei market cinesi, dei cosiddetti China Market. Sono stati sequestrati articoli elettrici, elettronici, dispositivi medici, giocattoli, cosmetici, articoli per alimenti, attrezzi e utensili per il fai da te. Molte idee, diciamo così, regalo per questo Natale 2020. Tutti i dettagli ovviamente nelle prossime edizioni. Da Treviso a Vicenza che piange il suo eroe, uno dei suoi simboli, Paolo Rossi, il re del Mondial 1982 e tanto altro. Ma collegati da Vicenza ci sono Carlo Inghilleri con Simone Squarcina. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo qui davanti allo Stadio Menti, dove a ore o forse addirittura minuti è atteso l'arrivo del feretro di Paolo Rossi, il campionissimo, Pablito, il pallone d'oro, l'eroe umile che qui a Vicenza tutti ricordano. In questo momento mi trovo in compagnia di Antonio Santagiuliana, figlio di Alfonso Santagiuliana, grande giocatore del Vicenza Calcio, anche del grande Torino, un campione che ancora qui in città tanti ricordano, un campione che ha giocato nel Vicenza negli anni 40 ma che ben conosceva anche Paolo Rossi. Addirittura c'era una parentela, vero Antonio? Beh, una parentela, diciamo che Paolo Rossi tramite il papà è venuto qui a Vicenza perché il papà durante la guerra si è allenato a Como e ha sempre tenuto i rapporti col Como. Il Como aveva questo giocatore, gli avevano detto che era secondo loro un fenomeno e l'ha portato praticamente a Vicenza e qui è partita la sua carriera.
Sì, certo, ma in una città in cui tutti si conoscevano, Paolo girava per strada e si fermava con tutti. Paolo era una persona meravigliosa, diversa da tutti gli altri campioni che io vedo, si fermava con tutti, si faceva fotografare con tutti, a volte dovevamo richiamarlo perché si soffermava talmente tanto che non riuscivamo a aspettarlo. E questo spiega il grande amore del popolo biancorosso, ma non soltanto dei tifosi del Vicenza Calcio, anche dei tifosi di tutta Italia, degli appassionati di calcio e di sport di tutto il mondo, perché questo era un campione indiscusso. Oggi appunto il feretro arriverà qua alle 3, alle 15, poi sarà aperto al pubblico, Casa Vicenza, la tribuna centrale dello Stadio Menti, per un ultimo saluto appunto a Paolo Rossi nel rispetto delle norme anti-Covid. Domani invece alle 10:30 in cattedrale ci saranno i funerali, verranno celebrati a Vicenza come aveva chiesto Paolo Rossi, perché sì, questa era la sua città elettiva, e qui verranno celebrati i funerali. All'interno della cattedrale del Duomo di Vicenza potranno entrare i familiari, gli amici strettissimi, ma arriveranno anche i campionissimi, probabilmente arriveranno anche i compagni di squadra di una vita, i compagni della nazionale campione del mondo dell'82, insomma saranno tanti a venire qui ad abbracciare, a dare un ultimo abbraccio a Paolo Rossi. Funerali appunto alle 10:30 in cattedrale, soltanto gli amici e gli invitati della famiglia potranno entrare in Duomo, gli altri invece dovranno tenersi fuori dalla chiesa, addirittura verrà transennata l'area intorno al Duomo, potranno entrare solo alcuni addetti ai lavori, ma i cittadini dovranno comunque rinunciare a entrare in chiesa, a entrare nella zona del Duomo, proprio per evitare gli assembramenti. Ecco, direi che se non avete altre domande da studio, questo è tutto. Carlo, grazie mille, grazie infinite, buon lavoro. Ovviamente ci aggiorniamo nel corso della diretta. Grazie a Carlo Inghilleri e Simone Squarcina da Vicenza. E questa è stata una settimana contrassegnata anche da pesante maltempo. L'emergenza è di fatto rientrata, ma su tutto il territorio veneto, dalle Dolomiti soprattutto alla laguna, al litorale veneziano, ci sono delle ferite pesantissime. Siamo collegati per fare il punto della situazione sul territorio del Veneto orientale con il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Ecco, sono stati giorni pesanti, va detto, anche per tutti i comuni rivieraschi che appunto guardano al Piave. Noi abbiamo anche delle immagini molto significative da San Donà di Piave, soprattutto sulle aree golenali. Com'è andata, sindaco? Beh, è andata, diciamo, tutto sommato bene, nel senso che l'acqua è rimasta dentro gli argini, anche se quelle abitazioni che sono collocate proprio dentro gli argini in parte sono state coperte dall'acqua. Il problema è che noi stiamo parlando ogni anno di uno stesso episodio che si ripete più o meno gravemente. Sicuramente il 2018 ha lasciato il segno, ma prima ancora il 2010. Ma purtroppo dopo l'alluvione del 66 ancora non è stato fatto quell'intervento che deve necessariamente essere realizzato per evitare che le 300.000 persone che popolano il basso corso del Piave siano a rischio con la propria incolumità. Sindaco, qui vediamo tra l'altro le immagini di un salvataggio da parte dei vostri volontari, una famiglia, vedo anche un bambino. Che zona è di San Donà di Piave questa? Beh, è una zona che è in destra Piave, quindi dalla parte opposta rispetto al centro abitato, dove la strada si abbassa sulla quota dell'acqua per raggiungere poi le case che sono sopraelevate. Quindi in realtà tutte le famiglie erano state allertate anche già dalla sera precedente, qualcuno si era anche spostata dall'abitazione, per cui questa fase in realtà non ha toccato le abitazioni, quelle sono rimaste sopra il pelo dell'acqua, ma chi aveva bisogno di essere trasferito poi
nel centro urbano, insomma, grazie all'intervento della polizia locale e della protezione civile siamo riusciti a fare questa attività. E ovviamente si pone il problema di sempre, quello della manutenzione anche degli alvei fluviali, ma il problema sta sempre a monte, ecco, e quindi diciamo c'è la questione anche dei bacini di laminazione. Sì, diciamo che dopo l'alluvione del 66 furono decisi quali interventi sarebbero stati necessari per riuscire a trattenere le acque in fase di piena, e parliamo di più interventi, uno all'altezza del Montello, uno successivo invece tra, diciamo, Ponte della Priula e Ponte di Piave, ma entrambi questi interventi sono necessari per raccogliere appunto quella quantità d'acqua che altrimenti spazzerebbe la pianura e tutte le abitazioni e le popolazioni che nel frattempo poi si sono insediate. C'è questa opportunità da non lasciare assolutamente scappare, che è quella del Recovery Fund. La Regione Veneto ha fatto una richiesta per poter ottenere le risorse, stiamo parlando di decine di milioni di euro, e realizzare questi invasi. Io posso capire che chi diciamo, si preoccupa anche della parte ambientale esprima le proprie ragioni. Io ho una sensibilità particolare rispetto all'ambiente, ma credo che nessuna specie protetta valga una vita umana, per cui è importante che ci si confronti, ma al tempo stesso che non si ritardino gli interventi di progettazione e poi di realizzazione degli interventi necessari per la salvaguardia delle persone. E questo è un messaggio, il suo, non tanto velato al partito del no, che comunque, diciamo così, è sempre molto trasversale quando si parla di queste opere pubbliche, di questi bacini di laminazione. Diciamo che io spero di non doverli invitare al funerale di nessuno, però di quei 100 anni come tempo di ritorno dall'alluvione del 66, più di metà sono trascorsi e siamo nelle stesse condizioni di allora, anzi forse peggiori, perché nel frattempo anche il Piave, grazie a tutto il materiale che si porta giù dalle montagne, ha ridotto la propria capacità di transito. Sindaco, messaggio forte e chiaro, la ringrazio per questo suo intervento. Grazie ad Andrea Cereser, sindaco di San Donna di Piave. Grazie, sindaco, buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. Dai comuni rivieraschi del Piave, dal Veneto orientale alla montagna colpita, lo avete visto in questi giorni, immagini impressionanti di nevicate, ovviamente i disagi soprattutto sul fronte della circolazione. Proprio una settimana fa qui con noi aveva annunciato la chiusura dei passi alpini, delle strade principali di montagna. È ricollegato l'amministratore delegato di Veneto Strade, Silvano Vernizzi. Buongiorno Vernizzi. Buongiorno. Ecco, è passata una settimana. Che settimana è stata per Veneto Strade e se può farci un aggiornamento della situazione? Certo, diciamo che è passata una settimana, è vero, ma il ponte dell'Immacolata è stato veramente pesante per noi. In provincia di Belluno abbiamo avuto due situazioni praticamente. Sopra i 1500 metri nevicate abbondanti, molto abbondanti. ARPAV ha calcolato che sopra Cortina c'è stato il punto di massima neve con 2,20 metri di neve, quindi si tratta di numeri significativi ed importanti. Sotto i 1500 metri abbiamo avuto vere e proprie bombe d'acqua con frane conseguenti. La situazione forse peggiore l'abbiamo avuta nella Val Zaldana con una frana sulla SP 251 in comune di Forno di Zoldo, appunto, una frana importante, una frana di circa 2000 metri cubi con dei massi che probabilmente bisognerà utilizzare l'esplosivo per liberarli, e fortunatamente la frana è stata in un momento in cui non c'era passaggio di nessuna macchina, di nessun mezzo, quindi senza risvolti, perché sarebbero stati pesantissimi visto il materiale che è caduto. Questa frana riusciremo a liberare la strada con un'unica corsia, spero prima di Natale, è quello che vogliamo fare,
e poi andremo anche verso fine gennaio perché sono per riaprire la strada in sicurezza, perché sono necessari importanti interventi sul versante di frana. E questa è un'importante notizia, riguarda quindi, ripetiamolo, la strada che porta a Zoldo. Certo, altre situazioni diciamo particolarmente gravi non le abbiamo, questa è quella più significativa, però ci sono stati danni diffusi. Ricordo solo che l'Alto Zoldano è servito dal passo di Porcella Staulanza e dal passo di Cibiana, quindi è raggiungibile. Il passo di Porcella Staulanza ha avuto una piccola frana nella giornata di lunedì, mi pare, di lunedì e di martedì, e che però è stata liberata in poche ore. Insomma, quindi non abbiamo località al momento, località isolate. Abbiamo ancora passi chiusi, perché i passi aperti sono il passo di Staulanza, come dicevo, il passo di Cibiana e qualche altro passo. Speriamo di riuscire ad aprire entro sera, questo per il fine settimana, perché ovviamente sì, le cose continuano e nel fine settimana ci saranno escursioni in montagna. Speriamo di riuscire ad aprire il passo di Campolongo entro la serata di oggi. E una domanda, le faccio una domanda brevissima: che Natale sarà per voi? Ovviamente sarà un Natale diverso, ce lo stiamo dicendo da tempo, ci saranno meno turisti, ma immagino che l'attenzione resterà sempre elevata, perché poi ci sono i residenti. Ovviamente sembra una banalità dirlo, ma forse è il caso di confermarlo invece. Certamente ci sono i residenti. Noi abbiamo avuto proprio nel ponte diciamo come località isolate Dante di Cadore, abbiamo avuto Misurina, esatto. quindi località dove vivono e lavorano delle persone che hanno gli stessi diritti dei turisti, se non di più, di muoversi e di circolare liberamente. Quindi per noi Natale speriamo sia un buon Natale, come per tutti, come auguriamo a tutti, ma chiaramente la nostra vigilanza continuerà. Intanto continuerà tutta questa settimana e anche la settimana prossima il lavoro per lo sgombero della neve, che ripeto è in quantità enormi, in quota, e quindi dobbiamo sgombrare tutte quante le strade. Speriamo che non si verifichino altri fenomeni del genere, perché sono fenomeni pesanti, perché non dico che abbiamo avuto danni come Vaia, ma insomma danni ce ne sono tanti veramente, e fenomeni così accelerati nel tempo, Vaia è stato 2 anni fa, ci fanno pensare veramente che ci sia in atto una modifica climatica con cui bisognerà fare i conti nei prossimi anni. Assolutamente. Vernizzi, grazie per questo quadro aggiornato della situazione soprattutto sulla montagna bellunese. Buon lavoro e alla prossima. Grazie a lei. Grazie, arrivederci. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo e ci colleghiamo anche con l'unità di crisi di Marghera. A dopo. Di nuovo in diretta, in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera, con le novità di giornata del governatore Zaia, un rapido giro di orizzonte a livello nazionale. C'è un vero e proprio monito da parte del presidente Mattarella sul recovery. I nazionalismi non ritardino il recovery. Ovviamente il dibattito è quello che si sta consumando in sede europea. Ci sono poi i dati della disoccupazione, oltre 2 milioni e mezzo di disoccupati, 202.000 in più in un anno. Ovviamente una situazione che diventa sempre più incandescente. Poi c'è la ormai sempre più ventilata crisi di governo, con Renzi all'attacco del premier Conte. Ci sono una marea di dichiarazioni, il clima è incandescente. C'è poi il via libera, l'ok definitivo della FDA, della Food and Drug Administration, al vaccino Pfizer-BioNTech, e anche questa è ovviamente una buona notizia.
Adesso con noi c'è un volto che conoscete, quello di Marino Rolfi. È uno chef, anzi un master chef che avevamo conosciuto nella prima fase della pandemia, ci aveva dato anche dei consigli per delle ricette anche sfiziose. Cos'è successo nel frattempo? È successo che la crisi morde soprattutto il settore della ristorazione, del catering, settori nei quali Marino Rolfi opera, e quindi cosa ha fatto Marino? Marino è andato in Inghilterra. È una storia di emigrazione ai tempi del Covid e a causa del Covid. Marino, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Tu adesso dove ti trovi precisamente? Allora, io mi trovo esattamente a Southampton, Regno Unito. E sei a servizio di fatto di una famiglia? Sì, sono a servizio di una famiglia e quindi faccio lo chef. Ho avuto questa fortuna di lavorare presso loro. Ecco, hai avuto la fortuna di lavorare presso loro e la sfortuna di fatto, permettimi, di perdere il lavoro o comunque il giro che avevi negli scorsi mesi come operatore nel settore del catering, delle cerimonie, e quindi diciamo hai preso atto di una situazione che stava andando male. Esattamente, e stava andando male, quindi ho dovuto un attimino, ho preso i miei bagagli e sono venuto qui a Southampton, e quindi adesso che sto lavorando presso questa famiglia, quindi insomma ho dovuto un attimino ridimensionare quello che facevo prima, quindi insomma non mi sono buttato giù, anzi ho tirato sulle maniche, e quindi come chef non potevo stare assolutamente fermo, e quindi adesso sto lavorando. E in più in Italia anche ho aperto nel nord-est un takeaway. Ecco, perché diciamo questo, la tua è una storia di dignità e anche di rivalsa. Quando è che hai capito, Marino, che non c'era più spazio in Italia? Quando è che hai capito che nel tuo ambiente non c'erano più spazi di manovra? Guarda, esattamente, ho voluto un attimo vedere l'estate, e quindi durante quest'estate un attimino ho fatto una valutazione e ho detto, prima che succeda qualcosa, ho preso a settembre mi sono trasferito qui a Southampton. Ecco, quindi tu lavoravi soprattutto, ti vediamo qui in queste immagini, lavoravi nelle cerimonie, nei catering, nei cooking show, tutti eventi che sono stati spazzati via dal Covid. Assolutamente, questo era il mio lavoro, dico la verità, mi manca, però sono sicuro che ritornerò di nuovo, anzi in meglio, a rifare. Quindi dal punto di vista negativo, però io sono sicuro che attraverso questa brutta esperienza che stiamo passando tutti quanti, ritorneremo più forti. Com'è la situazione in Inghilterra? Com'è che viene vissuta? Ci sono delle diversità, delle differenze rispetto all'Italia? Assolutamente sì. Le palestre hanno riaperto, nei bar adesso dal 2 dicembre si può entrare, si può sedere, non più di 6 persone a tavolo, le persone comunque diligentemente mettono la mascherina quando entrano nei posti pubblici, tanti mettono anche la visiera, quindi insomma c'è la security all'esterno, ma non c'è, poche volte c'è la fila. Quindi è una situazione diversa, diciamo, Marino. Allora, io ti ringrazio, è arrivato il governatore Zaia per questa tua storia, ho sentito molta fiducia nelle tue parole. Grazie a Marino Rolfi, master chef a Londra e presto in Veneto. Linea a Marghera. Ve lo dicevo già a febbraio, marzo, la donna del piano di sanità pubblica, dei piani pandemici. La dottoressa Russo ha fatto West Nile, SARS, e poi quello prima è il H1N1 all'aviaria. l'influenza.
Insomma, ne abbiamo viste tante. Ne ha fatti alcuni solo per mero esercizio, altri purtroppo l'esercito, come la protezione civile, l'esercitazione per l'alluvione, poi quando arriva vedi l'acqua veramente. Sto giro sia la dottoressa che i virologi hanno visto che esiste la pandemia, quella vera, seria, forse la più grande della storia. Allora, guardate, io darei subito inizio perché poi vi dico già, abbiamo deciso assieme alla dottoressa con l'assessore Lanzarin di coinvolgere la dottoressa per darvi uno spaccato rispetto ai decessi e a quello che stiamo facendo nelle case di riposo, anche perché abbiamo una gestione virtuosa rispetto a molte misure ed è giusto che i cittadini sappiano, ad esempio, che in Veneto si fa il test ogni 4 giorni agli operatori, questo non sa nessuno. Ad esempio che questo in tutti i piani di sanità pubblica che la dottoressa ha portato, ma dopo ve lo dirà lei, insomma è giusto che parli lei. Io mi tratterò poco con voi perché ho poi una videoconferenza, sono su sopra. Allora intanto facciamo gli auguri a una signora, una delle nostre venete, gagliarde, la signora Luigia Allegrini, detta nonna Gina, che ha 105 anni oggi, è residente a Fumane, Verona, del resto Allegrini non può essere che di Verona. E per quanto riguarda, ecco qua anche l'assessore Bottacin, per quanto riguarda i tamponi sono quasi 3 milioni, ci stiamo avvicinando, sono 2.957.445. Se vi interessa sapere quanti sono i molecolari che sono questi, sono nelle ultime 24 ore 16.300. Ai quali si aggiungono i tamponi rapidi, sono qui nella mia sinistra, 1.282.000 e sono esattamente nelle ultime 24 ore, sapete quanti? 40.130, cioè in totale nelle ultime 24 ore abbiamo fatto 56.430 tamponi, 56.430 tamponi. Il numero dei positivi dall'inizio di questa pandemia sono 181.000, 451 e sono esattamente 3.883 nelle ultime 24 ore. La percentuale è 6,88%. Cioè, vi ripeto che 56.000, esattamente 56.430, di cui 3.883, ovvero il 6,88% positivi. Ovvio che se voi andate in giro con 3.883 dicono cosa sta succedendo, ma è esattamente quello che poi vi spiegherà la dottoressa Russo. Positivi di oggi 85.093, che sono esattamente i 3.883 in più rispetto a ieri. I ricoverati in totale sono 3.176, meno 46. Oggi abbiamo 46 persone in meno rispetto a ieri ricoverate. E nella fattispecie sono più 18 in terapia intensiva, 3,75, no? Meno 64 nell'area non critica. Vi è chiaro, no? 3.176 in totale, meno 46 rispetto a ieri. I morti sono 108, 4.659 e questa è la coda di oltre 3.000 ricoverati che abbiamo, e non solo, perché molti anche non sono morti in ospedale. Dimessi 8.339. Allora, due considerazioni, poi passo la parola alla dottoressa Russo. Allora, i temi da affrontare sono due. Ce n'è uno di sanità pubblica, in particolar modo ve ne parlerà la dottoressa Russo assieme anche all'altro, che è la situazione della pressione ospedaliera. Abbiamo più di 3.100 ricoverati che non sono una passeggiata,
i decessi e l'evoluzione sanitaria epidemiologica in corso. Cerco di essere chiaro, so che anche i colleghi della dottoressa Russo dell'Istituto Superiore della Sanità seguono questa diretta, con attenzione ci dicono da qualche parte. E allora cosa voglio dire? Voglio dire che questo è un aspetto, no? Che è quello che la preoccupazione che tutti abbiamo affinché si svuotino gli ospedali, calino i decessi e si chiuda la partita. L'altro aspetto è quello della fase di test e di ricerca dei positivi, che non necessariamente si sovrappongono, sono incastrate tra di loro, però è un'altra riflessione che faccio. La dottoressa Russo poi ve lo dirà, oggi ha inviato una lettera al Ministero per dire: noi facciamo tanti test rapidi, avete visto oggi siamo a 58.000 test, facciamo, se non sbaglio 58.000, non vorrei dirvi 56 esattamente, scusate, vi dico il dato esatto, 56.430. Ovvio è che troviamo 3.883 positivi che valgono il 6,8%. Questo è un dato statistico. Noi vorremmo e questo lo scrive bene la dottoressa Russo, ma non perché siamo dei guastafeste. Guardate, io ne ho parlato 2 volte ieri e una volta stamattina anche con il professor Brusaferro, che ringrazio per la disponibilità. Vorremmo avere in mano un quadro generale standardizzato, uniformato dei numeri di tutte le regioni italiane. Ma semplicemente perché se si ragiona in numeri assoluti, uno che ha fatto statistica all'università come sottoscritto, vi dico che i numeri assoluti non vogliono dire nulla. Cioè tu non è che puoi dire quello ha mangiato 5 polli. La statistica ti insegna a dire che le devi dividere per numero di componenti della famiglia e poi ne viene fuori quanti polli ha mangiato lui. Non che lui ha mangiato 5 polli, perché hai visto che la spesa di quella famiglia è stata di 5 polli. Cerchiamo anche di capire chi li ha mangiati i polli, no? Allora il fatto che si ragioni per numeri assoluti non ci aiuta e soprattutto vogliamo evidenziare l'aspetto di virtuosità dove questa regione fa i test di conferma a tutti i test rapidi, dove questa regione fa i test a tutti i contatti stretti dei positivi, aspetti che magari in altre regioni sono interpretati in maniera diversa, ma non sto qui, cioè attenzione, non è una critica alle altre regioni perché fanno assolutamente bene, in maniera condivisibile, però il tema della valutazione che deve fare l'Istituto Superiore della Sanità, a nostro avviso, è quello di una valutazione con dati omogenei. Cioè nessuno fa delle illegalità o degli illeciti, ognuno sceglie il suo piano di sanità pubblica. Però non puoi paragonare la Ferrari con una 500, la 500 ha delle prestazioni e la Ferrari ne ha di altre. Qual è il dato che oggi vi do? Allora, la curva ad oggi, attenzione che io non sto assolutamente minimizzando nulla, che sia chiaro, siamo preoccupati, chiederemo alla dottoressa Russo anche un'analisi epidemiologica, nel senso che un'analisi come piano di sanità pubblica, in base anche al verdetto che ne uscirà oggi da parte dell'Istituto Superiore della Sanità. Vi ricordo che oggi è la giornata del verdetto. Vi annuncio già che il nostro R Conti si abbassa ancora, va sotto l'1. Eccolo qui il grafico del nostro R Conti. Probabilmente saremo sotto l'1, 0 e? Diciamo che c'è un R Conti che viene pubblicato e un R Conti che è legato alla valutazione. Allora, l'R Conti che è legato alla valutazione è di 0,92. Quello aggiustato per tutte le componenti sarà di 1,01.
da quello che ci è stato comunicato informalmente. Quindi nell'ambito della valutazione, quindi quello che è quello che usate sempre è vero, è 0,92, perché si basa soprattutto, come avevamo spiegato l'altra volta, sul rapporto sintomatici e asintomatici, che è quello più importante. L'R con T invece aggiustato con tutte le altre componenti sarà di 1,01, quindi in discesa rispetto all'R con T precedente, e anche col professor Brusaferro, con cui ci siamo confrontati separatamente sia io che il Presidente e insieme stamattina, ci evidenzia come effettivamente è positivo questo andamento dell'R con T che è sceso al di sotto dell'1 nell'ambito della valutazione del nostro scenario. Però l'R con T naturalmente deve essere uno degli elementi che ci permette poi di fare la valutazione insieme a tutti gli altri indicatori di cui abbiamo parlato, ma che possiamo anche riprendere. Sì, prego. Scusi, perdonate l'interruzione. Siccome il termine aggiustato a noi profani può sembrare un po' ambiguo, no? Era per capire la distinzione, la differenza tra i due numeri in sostanza. Può sembrare una questione di lana caprina, invece è molto importante perché abbiamo imparato a capire che è l'indice di trasmissione. Sì, la dottoressa dopo ve lo dice, ma che sia chiaro che poi non ci siano sorprese, che il 0,92 è esattamente il parametro riferito all'1,11 che avevate la scorsa settimana. Cioè, il dato che voi comunemente conoscete è il corrispettivo dello 0,92 che uscirà tra oggi e stasera. Ma perché c'è questa forbice tra 1,01 poi ve lo e lo spieghi subito senza problemi. Sì, allora diciamo che se mi dà il foglio. Allora, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità considera 3 tipi di R con T sulla base dei dati che le regioni mandano. Allora, un R con T basato solo sui sintomatici, ok? Allora dice, rispetto all'incidenza e ai dati di soggetti positivi che le regioni comunicano, loro vogliono sapere lo stato clinico di questi, ed è il famoso indicatore 1.1 dei 21 indicatori, che è anche un indicatore di solidità del dato, cioè la capacità della regione di sapere quanti fra i propri soggetti individuati come positivi sono sintomatici e quanti sono asintomatici. Sulla base di questo indicatore, di questo numero, calcola un R con T sui sintomatici. Questo perché? Anche perché i soggetti sintomatici hanno una capacità di trasmettere l'infezione che naturalmente è diversa rispetto ai soggetti asintomatici. Non sappiamo ancora, la letteratura scientifica sta andando avanti, però una cosa è certa, i soggetti asintomatici, anche nel caso fossero contagiosi, lo sono meno rispetto ai soggetti sintomatici. Quindi l'R con T più affidabile è quello capace di identificare e di valutare la trasmissione attraverso il numero di sintomatici sul totale dei casi positivi, ok? E questo R con T è 0,91. Che è questo dato? Infatti qui è scritto basati sui sintomatici, su questo indicatore si basa la valutazione della regione, cioè una regione sta in zona verde, nessuna, in zona gialla, in zona arancione, in zona rossa, sulla base di questo R con T. Poi scusi, possiamo aggiungere che l'R con T, questo, per passare in zona arancione deve essere superiore a 1,25. Sì. Giusto? Ok, sì. Allora, poi c'è un R con T aggiustato. Allora, quello di prima è un R con T settimanale, ok? Oltre che sui sintomatici. Poi c'è l'R con T aggiustato, che è 1.01, che è invece un R con T più stabile, nel senso che valuta l'andamento della trasmissibilità non su una settimana ma su 2 settimane. Perché è importante questo? Perché è chiaro che quando si passa da una zona all'altra, anche il passaggio in incremento o in decremento deve tener conto di un andamento dei dati che sia consolidato, perché non può essere uno scatto in avanti o uno scatto indietro di pochi giorni. Quindi viene consolidato e valutato nei 14 giorni ed è l'1.01. Allora, mi permetto di correggere il Presidente, perché è questo
l'R con T che viene pubblicato, quello che vedete pubblicato poi e che corrispondeva all'1.11 della settimana scorsa è l'R con T a 14 giorni, quindi sarà 1.01, quindi sceso di 0,10, la valutazione è 0,91, quello importante dal punto di vista dello scenario e dal punto di vista della valutazione nostra dell'unità di crisi della regione è lo 0,91, perché noi diciamo fortunatamente nonostante l'incidenza, come abbiamo detto, sembra stabilizzata sui 3.000 casi, insomma speriamo che decresca come sembra dalle ultime rilevazioni, noi dobbiamo tener conto dei sintomatici, della possibilità di trasmissione che al momento è sotto l'1. Questo per noi è una grande notizia, non di sottovalutazione del problema né di diciamo, riduzione dell'attenzione, ma di valutazione tecnico-scientifica. E questo è l'101. Poi ce n'è 1.01, che è quello che viene pubblicato. Poi abbiamo un altro indicatore 0,92 calcolato invece sull'ospedalizzazione, quindi su tutti i soggetti che vengono ricoverati, quindi è diciamo nell'ambito dei soggetti sintomatici un'ulteriore stratificazione dei soggetti che non solo sono sintomatici ma che risultano anche ricoverati. Questo non viene mai pubblicato, quindi il primo e il terzo non vengono pubblicati, ma sono quegli indicatori che vengono utilizzati da chi deve fare una valutazione dello scenario di rischio di un territorio rispetto ad un altro o dell'intera nazione, perché voi sapete che l'indicatore R con T nazionale è quello che rappresenta l'andamento e la media di tutti gli RT che sono presenti a livello delle singole regioni. Grazie. Dopo ovviamente la dottoressa farà il suo intervento. Quindi l'R con T di valutazione per noi è 0,91, sì. Questo è il dato che volevo dirvi. Poi c'è un altro aspetto che dopo vi lasceremo anche questa curva. Questo è uno studio che fa quotidianamente l'ingegner Fattori di Azienda Zero con l'andamento del curva. Questa è la curva dei ricoveri, la vedete, quella a blu, con la tendenza anche, ovviamente siamo nelle fasi, cioè siamo nel plateau, nella parte apicale della curva, quindi non si sa ancora oggi quanto durerà questa fase diciamo di pianoro, però questo è l'ufficio studi che ci dà questo dato. Perché vi dico tutto questo? Per dirvi che la preoccupazione resta assolutamente alta, nel senso che noi abbiamo monitoraggio costante, anche stamattina abbiamo sentito i direttori generali e il tema delle terapie intensive è un tema che pesa. Pesa perché? Perché l'aggressione delle terapie intensive significa cannibalizzazione di altri reparti, visto e considerato che il personale è come una coperta corta, no? La sposti da un lato e la togli dall'altro. Dall'altro è pur vero che questi timidi segnali che abbiamo da qualche giorno rispetto all'ospedalizzazione speriamo che si consolidino sempre di più e che comincino a diventare una tendenza vera e propria. Io non aggiungerei altro, dico semplicemente che è fondamentale però essere messi nelle condizioni di avere una valutazione che sia, come si può dire, standardizzata a livello nazionale, e per questo è stata mandata questa lettera, perché oggettivamente, a parte il fatto che noi ci rendiamo conto, lo scriviamo anche, di essere un caso atipico, perché avendo noi fatto da apripista su molti fronti, pensate solo a quello dei test rapidi, non c'è nessuno in Italia che fa tutti i test rapidi che facciamo noi. E quindi anche la mole, la macchina dei test è impressionante. Tant'è vero che noi facciamo numeri che alcune regioni riescono a fare in una settimana quello che noi facciamo in un giorno, diciamo sugli stessi target nostri, ma sono semplicemente diciamo contesti e condizioni che si sono create. Io non aggiungo altro, nel senso che passo la parola alla dottoressa Russo. La preghiera che faccio ai cittadini è una preghiera di massima attenzione. Perché non è sufficiente dire ma guarda quanti morti ci sono oggi, ma guarda quanti ricoverati. Ognuno di noi ha responsabilità. Cioè, se noi ragionassimo per assurdo, se stessimo tutti chiusi in casa, blindati, non avremo questi numeri, quindi è inevitabile che comunque il tema dei numeri sia un tema importante. È altrettanto vero, perché scientificamente bisogna anche dirle queste cose, che si è formato un bacino, il bacino è dato dal Trentino, Alto Adige, dal Veneto,
questo non l'avete mai scritto, io pensavo che qualcuno ve l'avesse evidenziato, a questo punto ve lo dico io. Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia, nel quale sembra che ci sia un bacino unico, diciamo un enclave nel quale il virus ha questo andamento, diciamo che è stato più graduale nella salita ma è anche più graduale, più lento nella discesa. Lo dico anche perché se considerate che abbiamo in queste regioni che ho citato, c'è una regione in particolar modo, il Friuli Venezia Giulia, dell'amico Fedriga, che ho sentito anche ieri, che ha fatto 15 giorni di area arancione, a differenza nostra. Ed ha esattamente, diciamo, le difficoltà nei ricoveri che ha anche il nostro territorio. Questo da un punto di vista epidemiologico è stato fatto notare, diciamo, da illustri diciamo, addetti ai lavori, che c'è questo bacino in quest'area del nord-est che va oltre il confine. Ovviamente il virus non è che si ferma a Cormons e non scollina nel Coglio Sloveno, non è che si ferma a Tarvisio e non entra, diciamo, in Austria, e quindi c'è sto bacino, questo forse vale la pena di dirlo, quindi non sappiamo dal punto di vista epidemiologico che origini ha, perché c'è sto andamento. C'è da dire una cosa, che noi abbiamo fatto quell'accordo con l'Istituto Zooprofilattico, abbiamo raccolto ovviamente tutti i tamponi per la processazione, per farne la sequenziazione, per capire se ci siano dei ceppi diversi, ad esempio. Anche questo è un altro aspetto, no? Allora, sembra sempre blasfemia quando si parla di mutazione, non so se sia blasfemia, ma il fatto che si vadano a sequenziare e quindi si veda la carta d'identità dei singoli virus diciamo, trovati nei test molecolari, magari in zone di questo, diciamo, di questo bacino, ci dà una dimensione. Abbiamo anche la fortuna che l'Istituto Zooprofilattico è delle Tre Venezie, quindi siamo comproprietari, fra virgolette, di questa struttura, ci dà anche modo di vedere questa sequenziazione che è iniziata, che riguarda molte diciamo, molti campioni raccolti, diciamo, dispersi a macchia di leopardo in questa mega zona, cercando di capire se ci sono state anche delle variazioni. Peraltro abbiamo già anche delle minime informazioni rispetto ad esempio al virus estivo, che non è proprio vero che era la stessa roba. Abbiamo avuto contemporaneamente in estate anche sequenziazioni diverse su campioni della stessa comunità testata. Sembrava quasi un assurdo, anzi qualcuno si è spinto anche in avanti dicendo che il virus era sempre lo stesso. Le sequenziazioni invece dicono che in alcune realtà testate nella stessa comunità, quindi comunità epidemiologica, c'è gente che viveva assieme, aveva sequenziazioni diverse, con peraltro, fra l'altro in presenza di asintomatici in maniera paurosa. Vi ricordo ad esempio che quest'estate avevamo gli asintomatici, Caserma Serena di Treviso ha avuto tutti asintomatici, 300 rotti casi, ma di asintomatici. Questo è il quadro, quindi l'appello ai cittadini, ma un appello veramente che facciamo col cuore in mano: evitino gli assembramenti, evitino di dar vita a quelle mega folle che vanno a fare lo struscio. Guardate, noi possiamo fare ordinanze di tutti i tipi, ma è un fatto culturale a questo punto. È semplicemente un fatto culturale. Vi ricordo, lo dico ai più disattenti, che il DPCM che è in vigore prevede già il divieto di assembramento. Cioè non è che sia possibile fare assembramenti, lo prevede già il DPCM, non servono le ordinanze per vietare gli assembramenti, perché lo prevede già. Adesso vedremo la classificazione, che anche qui i massimi enti certificatori sanitari nazionali, che sono il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità, ci diranno che area siamo. Probabilmente saremo ancora area gialla, perché con RT che scende così non ci saranno alternative. L'area gialla ha delle misure, vi ricordo che le misure sono quelle del coprifuoco alle ore 22, della chiusura dei bar e dei ristoranti alle ore 18, perché qualcuno forse si è dimenticato che noi abbiamo queste regole, del fatto che la consumazione in piedi, ove possibile, non la si fa dalle ore 11 del mattino, del fatto che ci sono tutta una serie di regole rispetto al portare la mascherina, che deve essere portata ovunque, e di non creare assembramenti, tutto qua.
Dopodiché abbiamo gestito questa fase gialla, se per qualcuno ha una colpa non so cosa farci, se l'RT va giù e c'è scritto nel piano sanitario nazionale che chi ha meno di 1,25 RT è fuori, è in zona gialla, noi ci siamo, punto. Fra l'altro il nostro RT continua a scendere, visto considerato che qualcuno mi stressava mesi fa sul fatto dell'R-Conti, l'R-Conti del Veneto sta andando giù. Ciò non toglie che non ci sia nessuna festa della liberazione, perché la preoccupazione sulla pressione ospedaliera è tanta. Per cui chiudo dicendo un appello ai cittadini di fare molta attenzione, perché se abbiamo ricoveri in ospedale è perché qualcuno non rispetta le regole, perché poi ci si infetta in maniera non sempre proprio così banale, perché comunque, come si può dire, si creano anche contesti per la diffusione del virus. Dall'altro dico che adesso vedremo la classificazione, dopodiché la dottoressa Russo si è presa 2 o 3 giorni, non di ferie, ma per ragionarci sopra, per vedere quale sarà anche come si può dire, l'andamento epidemiologico, visto considerato che c'è un trend, vedremo se si confermerà la volta di lunedì, martedì, si darà una relazione, diciamo, come Dipartimento Prevenzione, per capire se eventualmente ci saranno altre misure da adottare. Però dobbiamo vedere, partiamo da un presupposto che le misure sono quelle previste per la zona gialla, cioè noi partiamo da lì, cioè non è che possiamo inventarci le zone se non abbiamo titolo per farle, perché come si può dire, il mondo è sempre spaccato a metà tra chi vorrebbe il lockdown e chi ti dice scusa, perché dovrei subire un lockdown se la legge della sanità pubblica prevede che tu sei in zona gialla. Sapete qual è la via d'uscita? Che tutti noi ci comportiamo bene, 2, che questo trend che è iniziato di discesa si confermi nel giro di 2 o 3 giorni e poi inizia pian piano a scendere. Il fatto che oggi abbiamo 46 ricoverati in meno, cioè abbiamo un calo di 46, sono detta agli addetti ai lavori, sono 46 letti liberi che non dobbiamo cercare, magari poi domani si inverte la tendenza, però insomma sono 2 o 3 giorni che qualche dato lo vediamo. Passerà la parola alla dottoressa Russo, poi magari diamo anche la copia della lettera della dottoressa. Grazie. Volevo lasciarvi, se avete 2 domande al volo ve le do una su. Prego. Una domanda. Non è un assalto ai forni. Tosanto Tambon Pederiva. No, scusate, solo che ho la video, tranquilli, grazie. Sì, allora andiamo veloci così parliamo tutti e, sì, prego. E le consentiamo di andare. Devo far veloce, ho capito. Diamo, se non per scontato, per molto probabile che si resti in zona gialla alla luce proprio di questi dati. Provi a spogliarsi un attimo dalla stanchezza che abbiamo tutti dei divieti e delle restrizioni. Da un punto di vista prettamente epidemiologico di prevenzione del virus, la metto così, in termini proprio ci farebbe bene un po' di zona arancione o sarebbe un inutile sacrificio? Proprio da un punto di vista del controllo. Questa risposta la lascio alla dottoressa Russo. Io ti dico solo una cosa, che il Covid a noi ha insegnato che bisogna essere sul pezzo ogni giorno. Dall'altro, guarda, potrei risponderti che il Friuli Venezia Giulia ne ha fatti 15 giorni di zona arancione e oggi è nelle condizioni epidemiologiche che abbiamo noi, nel senso che tutto può servire, no? Assolutamente sì, tutto può servire, anche il lockdown può servire, ma io non sto portando avanti l'idea di fare un lockdown, cioè e del resto mi sembra di capire che anche il governo abbia abbandonato l'idea di lockdown, non ce lo possiamo permettere. Penso che i cittadini abbiano un ruolo fondamentale, se vuoi che ti dia una risposta compiuta. Il ruolo fondamentale che abbiamo noi è quello di impegnarci al massimo per evitare gli assembramenti. Scusa, un dettaglio. Io sono duro di comprendonio, porti pazienza. Magari col tempo migliorerò, non lo so. Questi 3 indici che ci sono stati forniti di RT, sull'RT, ovvero 1.1, 0,92, 0,91. Sì, 1.01, sì. Oggi l'RT, diciamo, ufficiale preso in considerazione dalle autorità di governo è 1.2,
0,01. Significa che siamo a un passo dalla cessazione della trasmissibilità del virus superiore all'1, in sostanza. Anche nella peggiore delle ipotesi, voglio dire, prendiamo anche l'indicatore. Sì, diciamo che se voi avete l'R con T fisso voi in testa, voi dovreste utilizzare 0,92 perché il vostro target in questi mesi è stato quell'R con T. Se oggi mettete 1,01 andate a beccare un target diverso da quello che avete sempre utilizzato in questi mesi. Cioè voi in questi mesi avete parlato di un R con T, era il parallelo dello 0,92 di oggi, per questo prima dicevo. Se poi, che è settimanale. Quindi voi non è che potete dire, cioè, il calo oggi, cioè voi avete sempre utilizzato nel linguaggio comune un R con T che è quello che oggi vale 0,92. Questo volevo dirvi. Ovvio che 0,92 vuol dire che una persona infetta ha meno infetta meno di una persona, o quasi una persona. Se noi aumentiamo il distanziamento sociale, come il discorso che facevi tu, riduciamo del tutto la possibilità di infezione. Posto? Zambo. Buongiorno, velocissima. Noi oggi abbiamo intervistato il dottor Bassetti, un infettivologo ligure, valutava un'ipotesi e a me sembrava interessante, vista la precisione con cui noi riusciamo ancora a fare il tracing a differenza di altre regioni, di interventi più localizzati, quindi su base provinciale o comunque più piccola rispetto sì, ma è previsto dal piano di sanità pubblica questo? Ecco, si potrebbe, non è una novità. I famosi mini lockdown di cui si parlava, quando lei dice valuteremo eventuali ragionamenti, si potrebbe arrivare lì da parte della dottoressa Russo del suo dipartimento? Ma è previsto nel piano. Se voi andate a leggere il piano, prevede eventuali che noi abbiamo già applicati col Comelico. Sì, non è una novità, è proprio scritto. Potrebbero essercene altri rispetto a questa situazione? Prego? Potrebbero essercene altri rispetto alla situazione attuale? Va valutato, dipende, però oggi se vedete il territorio veneto è abbastanza uniforme, cioè non è che c'è una roba che uno dice qua c'è il rosso scuro in questa area e per il resto è tutto azzurrino o bianco. Cioè Veneto si è colorato tutto. Grazie. Prego. Pederiva, Marchiori, Giacomuzzo. Due flash. Uno, si ha novità sul fronte dei confini comunali per i giorni di Natale e Capodanno alla luce del dibattito aperto nel governo? Leggo anch'io ma non so nulla. No, ok. La seconda invece, noi oggi abbiamo ospitato un'analisi del professor Davide Bassi, che è un fisico ex rettore a Trento, il quale rispetto al caos dei numeri della... Non mi ha dato contro, immagino. No, devo dire che si è fatto avanti lui, non l'abbiamo cercato. Il professor Bassi sostiene due cose che penso che lei possa condividere, cioè da un lato appunto il fatto che il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità non stanno utilizzando la famosa variazione dei test rapidi di giornata, ma soltanto quella dei molecolari, e questo è un problema. Il secondo, il professore parte dalla situazione trentina ma la allarga anche a altre regioni d'Italia, dice che ci sono appunto delle realtà territoriali che addirittura, il termine è brutto, ma nascondono i positivi, nel senso che attendono anche 10-15 giorni per la conferma in doppio molecolare, per cui serve una negativizzazione. Volevo capire se condivide questa analisi. No, guarda, io allora, premesso che non ne so nulla di questa storia dei negativi, c'è già qualche collega che ha detto che si bara sui dati, ma andiamo tutti al vedo, no? Abbiamo un organo unico, eccezionale, che l'Istituto Superiore di Sanità mette in fila i dati. Scusate, ma che fatica c'è fare una colonna con scritto test molecolari e quella a fianco test rapidi e finimo una volta per tutte? Cioè, fra l'altro abbiamo anche le fatture di acquisto di test, quindi non puoi neanche inventarti le robe, cioè, puoi anche mandare qualcuno a verificare quanti ne hai comprati e quanti ne hai in magazzino. Noi abbiamo tutto, cioè all'ultimo test riusciamo a dirvi dove è andato a finire. Se poi qualcun altro non ha tutto sotto controllo, però capite perché io a volte mi accorro quando parlo di queste robe, perché avendo anche una formazione statistica, a me sembrano delle banalità le robe che dico, cioè, a me sembrano di un banale, cioè l'unica roba che possiamo avere è la percentuale di positivi sui tamponi fatti, che uno ne fa, cioè, vi ho fatto l'esempio, c'è una regione che ha fatto 400 tamponi e ha 40 positivi, cosa diciamo? Che è la regione più sana del Veneto perché ne ha 3.008, sì, ma io ho il 6,8% di incidenza, quello che ne ha fatto 40 su 400 ha il 10% di positivi. Capite che è un assurdo ragionare con i numeri assoluti, ma chiunque ha un minimo di conoscenza della matematica, cioè non è che serve
Per carità, poi c'è tutto il mondo dell'epidemiologia sul quale non discuto, però prima bisogna avere dati che siano uniformi, se no è impossibile. A posto Angela. Attenzione che non è una difesa, è semplicemente una constatazione, cioè noi diamo questi dati e non li troviamo mai scritti nei bollettini. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente, velocissima. C'è stata fatta una domanda da un gruppo di ristoratori, cui era stata data la possibilità di fare richiesta alla Regione Veneto di un fondo perduto per chi non avesse usufruito integralmente della cassa integrazione per tutti i dipendenti, però mi dicono che ad oggi nessuno ha avuto notizie, nemmeno i consulenti del lavoro. Non ne so nulla. Dobbiamo chiedere al signor Donazama, io c'è la prima volta che la sento questa. Chiedo io, Presidente. Va bene, ok. La verifichiamo, no, guarda, mi spiace, ma non... Va bene, ok, grazie. Se me la scrivi mi fai un piacere. Non vorrei, ma potrebbe essere un bando, forse che non sia un bando, però allora non collegato alla cassa integrazione, forse un bando collegato alle attività produttive, forse l'assessore mercato, ma non lo so, va verificata. Io credo sia più va un po' definita meglio. Sì, va bene, ok. Grazie. Giacomuzzo. Buongiorno, è possibile avere un feedback dopo, da parte dopo l'incontro che avete avuto con Brusaferro, cioè vi ha detto scrivete questa lettera, ma come prima reazione rispetto alla... No, non ci ha chiesto la lettera. Non ci ha chiesto la lettera. No, ok. Noi abbiamo detto che scriviamo, anzi che ha scritto la dottoressa Russo. No, guarda, il professor Brusaferro, oltre ad essere un grande scienziato, è anche una persona che gode della mia stima e soprattutto di quella della dottoressa Russo. Io parlo per me, ma insomma so che lei ha un ottimo rapporto e il professore ce l'ha con la dottoressa perché oggettivamente il filo diretto c'è. Io ho sollevato un problema di imbarazzo istituzionale, nel senso che dico, guardi prof, a noi va bene tutto, ma non è che possiamo sempre essere indicati perché abbiamo 3.000, 2.000, cioè noi facciamo i tamponi, se ci dite quanti ne fanno le altre regioni, di molecolari e rapidi, la risolviamo velocemente sta partita. Ce ne sia una settimana che ci becchiamo titoli di giornali nazionali semplicemente perché facciamo tamponi. Ma capisco che anche nella comunicazione sia veloce, ma se voi guardate la tabella vi rendete conto da soli, cioè è possibile che una regione faccia il 44% di positivi, cioè noi. Se fate la proporzione, viene fuori il 40% di positivi sui tamponi, vuol dire che 1 su 2 che gira per strada è positivo. Ma perché? Perché tolgono tutti i test rapidi, no? Quindi ti fanno i tuoi tamponi se c'hai la giornata che fai pochi molecolari, magari ne fai 10, 12, 13.000, ti ritrovi con 4.000 positivi, viene fuori che tu hai 30%, 40% di... Il Presidente Brusaferro vi ha già delineato una prospettiva o ha preso a cuore comunque il problema? No, si è reso disponibile ad approfondire il tema, assolutamente sì. Noi comunque abbiamo annunciato che a questo punto il Dipartimento Prevenzione scrive. Ok. Scrive anche perché è giusto che resti nero su bianco sta roba, ma in maniera costruttiva, cioè non è la leggerete della lettera, io l'ho condivisa, nel senso che secondo me la dottoressa ha fatto bene, no? Non è una lettera polemica, dice. Queste sono le robe che vi mandiamo noi, si può sapere se tutti ve le mandano, perché le vorremmo vedere su una tabella. Ho un'altra domanda che arriva dall'Arena di Verona. Verona sembra essere la maglia nera d'Italia per contagi e morti, l'ha detto ieri sera il direttore di zona del Ranieri Guerra. Allora mi chiedevo se poteva darci un quadro, se effettivamente è la lettura giusta e magari un quadro anche delle altre. Ma Verona oggi ha una grande attenzione sulle terapie intensive. Sull'ospedalizzazione ha avuto anche in questo report di oggi mi sembra 684 positivi, è la provincia che ha trovato più positivi, però anche qui bisogna andare a vedere quanti tamponi hanno fatto, la percentuale di tamponi fatti su popolazione, capite che dire che uno ne ha trovati 680 ma magari ha fatto 10.000 tamponi contro uno che ne ha fatti 1.000, cioè va tutto rapportato i tamponi fatti a quello che è, quindi il numero assoluto è più alto, però anche qui va poi visto in relazione. Guardate, io ho l'impressione che qualora, adesso io non so Maria, la dottoressa vi darà i tempi dopo, quando sarà conclusa l'indagine commissionata dal professor Baldo dall'analisi della positività su una popolazione indifferenziata, probabilmente saremo allo 0,8-1% della popolazione se ci arriviamo.
ma vedrete che sarà uniforme anche fra l'altro in giro per il Veneto. Poi ci sono dei cluster che magari crescono di più. Prego? A Rovigo ad esempio, se qualcuno riesce a spiegare tutti questi premi Nobel che in giro, qualcuno ci riesce a spiegare perché Rovigo sia la prima fase e la seconda comunque ha una curva tranquilla che sta sotto con le terapie intensive, che è fuori ha dati anomali rispetto a tutto il resto del Veneto. Qualcuno dice distanziamento sociale, ma anche la città è così. Quindi capirlo, perché quest'anno abbiamo avuto, vi ricordate, l'esplosione a nord del Veneto, da lì è iniziata l'area con i cluster, poi è scesa pian piano, è passata per Treviso, fra l'altro è la provincia che scende di più in questo momento, se vi interessa, è quella che ha proprio la curva, che in questi giorni sta avendo una curva che praticamente è a trampolino sui ricoveri, poi magari riprende domani, sarò smentito, però ad oggi, guardate, ce l'ho qua, l'ho vista stamattina con Fattori, dopo qualcuno non pensi che raccontiamo fantasie, eccola qua, questa è Treviso, l'avete vista la curva? Questa è la curva dei ricoveri, quella blu, vedete che cosa ha fatto? È così, cioè, e se togliete, vi tolgo un po' di giorni, vedete che era impennata prima. Ecco la soluzione dopo qualche giorno. E per questo la dottoressa si è presa qualche giorno per vedere anche quale sarà la stabilizzazione da qui a 4-5 giorni per poi capire cosa magari eventualmente fare. Se è sufficiente io vi lascerei veramente con l'esperta che è la dottoressa Russo. È un rapido pettenò, mi par di capire, vero? Dimmi Curzio. La polemica è... No, non c'è polemica. No, la polemica rispetto ai test. C'è qualcuno che ha sollevato la questione, i test rapidi non hanno lo stesso valore del test molecolare. Poi dite quando viene individuato da un test rapido viene fatto poi il molecolare. Guarda, lascio la dottoressa Russo. Il fatto di metterle assieme è questo che blocca questo sommare i due dati? No, ma non è una questione di validità del test. I test sono autorizzati dal Ministero. No, validità, nel senso che non dà lo stesso risultato del test molecolare. No, ma non è questo. Tant'è vero che adesso il Ministero ha detto di metterli assieme dal 3 di dicembre. Il problema è che bisogna capire se tutti li stanno caricando, perché noi continuiamo a vedere una tabella con i 20.000 molecolari del Veneto. Il Ministero ha già detto di caricarli, che sia chiaro questo. Dopo la dottora Mari se inizia il suo intervento spiegando questo passaggio qui. Grazie, buongiorno. Ecco, se la dottoressa Russo si mette al centro, grazie. Allora, buongiorno. Assessore, si vuole mettere qua? No, temi di inquadratura, banali temi di inquadratura. Simmetrici al presepe. Simmetrici al presepe. Se significhi qualcosa. Certamente, allora buongiorno a tutti. È chiaro che questo è un discorso che forse serve un po' a chiarire quello che avevamo detto l'altro ieri ancora, non mi ricordo, e che è nato come l'interpretazione dello scenario epidemiologico della Regione Veneto rispetto soltanto ai numeri di frequenza assoluta di positivi. Ecco. Da questo naturalmente è derivato un confronto con l'Istituto Superiore di Sanità per cercare invece di delineare in maniera standardizzata quello che è lo scenario di una regione rispetto ad un'altra regione utilizzando gli stessi parametri. Questo è l'obiettivo della nota che io ho mandato questa mattina all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute per chiedere che vengano utilizzati le stesse modalità di valutazione, soprattutto per quanto riguarda la numerosità dei tamponi effettuati. Come ha accennato il Presidente, come avevo detto qualche giorno fa, questa è una richiesta che tutte le regioni abbiamo fatto al Ministero e all'Istituto già da qualche tempo. Dal 3 dicembre è stata inviata una nota che specifica come devono essere caricati i dati, cioè devono essere indicati i tamponi molecolari, i tamponi antigenici rapidi e poi
se i casi sono risultati positivi ad entrambi i test oppure ad uno solo di questi test, per evitare naturalmente di conteggiarli più volte. Ecco. Allora, sulla domanda se i test antigenici rapidi sono meno, come si può dire, sono meno validi rispetto ai test molecolari per l'individuazione di un caso, c'è stato molto confronto con l'Istituto Superiore, con il Ministero della Salute, ma questo deriva da quello che è poi via via l'evidenza dimostrata dalla letteratura scientifica. La letteratura scientifica va sempre più verso una sicura, come si può dire, rappresentazione della positività del test antigenico rapido, che non avrà bisogno della conferma del test molecolare che attualmente stiamo portando avanti. Tra l'altro c'è un documento che risale al 20 di ottobre, che è stato mandato con circolare del 20 di ottobre, che metteva insieme sia il test molecolare che il test antigenico rapido, ne individuava l'utilizzo o comunque l'alternatività nell'utilizzo, e noi l'abbiamo insomma messo in atto. Successivamente però si sono verificati insomma come si può dire, ci sono state delle incongruenze comunicative nelle circolari stesse del Ministero, che invece sottolineava l'importanza di confermare il risultato positivo col test antigenico rapido tramite un test molecolare, e noi ci siamo adeguati a questo tipo insomma di, come si può dire, di indicazione più restrittiva. Comunque rimane aperto questo confronto con il Ministero, che ci ha comunicato che porterà avanti, perché è un dibattito europeo, non è certamente un dibattito regionale né tantomeno un dibattito esclusivamente nazionale, che sta portando avanti questo tipo di indicazioni e che a brevissimo procederà con una modifica della definizione di caso. Quindi, contrariamente a quello che si afferma, quello che verrà diagnosticato, a questo punto si può dire col test rapido antigenico, avrà lo stesso valore di quello che viene individuato col test molecolare. Ecco, i test, tutta l'attività di testing va in questo senso. Tra l'altro c'è un altro elemento che ha spinto la Regione a come si può dire, puntare sempre più verso il test antigenico rapido, che è la velocità di utilizzo e quindi la rapidità con cui possiamo somministrarlo nello stesso tempo e avere subito il risultato, in modo tale da isolare precocemente i soggetti che sono positivi ed evitare che la circolazione invece si mantenga per quei 2-3 giorni, a volte anche 4 giorni, durante i quali aspettiamo invece il referto del molecolare, e quindi lasciamo il molecolare solo a determinate situazioni specifiche. Ecco questo. Poi nella nota che io ho spedito stamattina, indirizzata appunto al Ministero e all'Istituto, è stato chiesto questo, quindi di rappresentare per tutte le regioni, in modo che anche le valutazioni che vengono fatte siano confrontabili, il numero di test rapidi e di test molecolari che vengono utilizzati, e poi anche di confrontare le strategie, l'ho detto anche l'altro giorno, cioè il fatto di testare o meno i soggetti contatti stretti asintomatici, sia che siano familiari o lavorativi, perché anche questi incidono sul numero dei positivi e sulla valutazione, poi il testing che facciamo nelle scuole. E quindi abbiamo anche riportato un esempio di una giornata dove, a fronte dei 20.000 casi che ci venivano attribuiti, in effetti noi ne avevamo fatti 38.000 antigenici, quindi il totale era di 58.000 e non di 20.000, anche perché ci sono anche un po' delle discrepanze rispetto ai dati che vengono pubblicati, che considerano solo i molecolari, e invece i dati che al momento vengono
mandati da alcune regioni che hanno sia il numero dei rapidi che il numero dei molecolari, ma come ho detto l'altro giorno, probabilmente fino a quando non tutte le regioni si saranno messe al pari, loro non riescono a mettere questa colonnina dove ci sono anche i rapidi. Questo che importanza può avere? Perché poi alla fine la domanda che ci facciamo, ma alla fine noi abbiamo sempre 3.500 casi, è diverso perché intanto riusciamo a capire come ci collochiamo nell'ambito del contesto nazionale rispetto anche ad altre regioni, e questo ci permette di fare anche delle valutazioni di sanità pubblica, non solo a noi come regione ma soprattutto a livello nazionale. E poi perché diciamo che noi puntiamo molto su quello che vi ho detto anche fino a poco fa, su quanti sono sintomatici e su quanti sono sintomatici, perché quello insomma è un indicatore per noi molto molto importante e ci permette di fare delle valutazioni. Allora, sulla base di quelli che sono i dati che noi abbiamo mandato all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero, dovremmo essere in area gialla. Dico dovremmo perché uno degli indicatori principali è l'R-T. Gli abbiamo detto che è in diminuzione, è inferiore all'1,25 che è il cut-off che ci porterebbe automaticamente in un'altra area, però ci sono altri indicatori che vengono valutati dal Ministero e dall'Istituto, che sono la soglia dei soggetti che sono ricoverati in area critica e in area non critica, e poi anche la nostra capacità di fare contact tracing e la resilienza dei servizi territoriali. Noi siamo valutando questi indicatori, siamo in una situazione più verso l'area gialla che verso l'area arancione. Però poiché abbiamo questa incidenza che rimane in questo plateau, dobbiamo stare molto attenti, e si riferiva a questo il Presidente quando dice che faremo una relazione, perché faremo quello che chiedeva anche una vostra collega, una valutazione anche più specifica relativa ai singoli territori, perché è importante che noi andiamo a individuare se ci sono in una provincia o in più province dei territori che presentano un'incidenza più elevata. L'abbiamo già fatto, chiedendo ai dipartimenti di fare un focus specifico su quel comune e di applicare delle misure specifiche su quel comune per seguire proprio in maniera dettagliata, sartoriale, quella che è l'andamento dei casi, dei ricoveri, insomma della situazione e della diffusione del virus in quel territorio. Poi volevo dire un'altra cosa che è molto importante e che non so se è chiara. Noi come Regione disponiamo di una reportistica che forse non ha uguali in altri territori, però giornalmente noi disponiamo di un bollettino che è quello che voi ricevete, che facciamo la mattina e il pomeriggio, dove abbiamo i casi, i decessi, i ricoveri eccetera. Poi abbiamo una reportistica specifica, che è quella che vi ha fatto vedere il Presidente, sui ricoveri ospedalieri che facciamo, quindi sull'andamento dell'area non critica, che facciamo per la Regione e per tutte le aziende ULSS. Abbiamo una reportistica specifica sull'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, e quello lo facciamo sempre per ogni singola azienda ULSS e anche naturalmente per provincia. E poi abbiamo una reportistica giornaliera sull'andamento delle infezioni nelle strutture residenziali per anziani. Stiamo arricchendo quella che è la reportistica dei casi nelle scuole. Quindi quando facciamo una valutazione di quella che è la situazione nella regione, oltre al numero in senso assoluto che possono essere i ricoveri o che possa essere l'incidenza, è chiaro che ognuno di questi ha un peso diverso, però la valutazione deve essere complessiva. E quindi io stamattina ho concordato col Presidente e con l'Assessore di fare per i prossimi 3 giorni una valutazione complessiva attraverso tutta la reportistica di cui disponiamo, che non è esaustiva rispetto a quella che vi ho menzionato, ma che ci permette di inquadrare in maniera epidemiologica proprio l'andamento del virus, dell'epidemia nella nostra regione. È chiaro che risulta incoraggiante il fatto che in qualche curva è cominciata la discesa, così come appunto era auspicabile e noi avevamo previsto. Per quanto riguarda le strutture residenziali per anziani, dico semplicemente 2 cose. L'assessore ha sempre fornito la tabella di tutti i dati e quindi questa è a disposizione.
la inviamo, vi diamo tutta la tabella con tutti i dati. Quello che io volevo mettere in evidenza, perché anche questo forse non è sempre conosciuto, è che per ognuno dei contesti, dei setting che ho nominato prima, e quindi che sono le strutture residenziali, che sono gli ospedali, che è la comunità, che sono le scuole, ognuno di questi setting viene valutato da un punto di vista epidemiologico e a conseguenza della valutazione vengono applicate determinate misure. Questa è la logica che è riportata in tutti i documenti nazionali e nei documenti regionali. Per quanto riguarda l'RSA, adesso io non so se è il caso di dare questa tabella, ma noi come Sanità Pubblica abbiamo fatto una tabella dove abbiamo elencato i provvedimenti che abbiamo intrapreso dai primi di marzo a praticamente adesso su 3 filoni principali, che secondo noi sono quelli strategici per contenere la diffusione del virus all'interno di queste strutture che sappiamo costituiscono un target molto delicato, molto fragile, molto importante da tutti i punti di vista da tenere in considerazione, che sono la regolamentazione degli ingressi, l'offerta dei test di screening, tamponi molecolari o test rapidi, e poi le indicazioni igienico-sanitarie. Vi assicuro che è oggetto di continuo monitoraggio quello che è l'andamento epidemiologico, con una finalità, che è quella della finalità. La finalità è quella di dare indicazioni che siano appropriate a quello scenario. Infatti nella elencazione che noi vi abbiamo preparato, perché ci serve anche per capire il tipo di percorso che abbiamo fatto, abbiamo una scalabilità delle misure che è correlata allo scenario. Le ultime indicazioni che abbiamo dato sono relative praticamente al testing degli operatori, perché è vero che adesso l'esperienza anche di chi dirige le strutture residenziali ha portato rapidamente a chiudere. Abbiamo un sistema di regolamentazione delle visite molto puntuale, molto regolamentato, e quindi tutto questo è già un dato di fatto. Però abbiamo visto che gli operatori che entrano nelle strutture residenziali praticamente portano lo stesso rischio che ha la popolazione generale. Pertanto, poiché nella popolazione generale abbiamo in questo momento di non lockdown e di vita quasi normale una circolazione abbastanza sostenuta. Quindi cosa abbiamo fatto? Avevamo già ridotto i tempi dello screening, così come abbiamo fatto nei reparti ad alto rischio, in modo che si facesse il test ogni 8 giorni. Adesso abbiamo ulteriormente ridotto e l'abbiamo portato a ogni 4 giorni, quindi 2 volte alla settimana praticamente, perché l'aumento della frequenza del testing ci permette, noi speriamo, di captare più soggetti positivi ed evitare, mettendoli in isolamento, che questi possano infettare i soggetti fragili che sono ospiti di quella struttura. Credo che questo sia veramente un passaggio molto importante che abbiamo portato avanti. Ma anche per i reparti ad alto rischio o solo per le RSA? Per i reparti ad alto rischio al momento abbiamo 7 giorni, però ci siamo sentiti con i colleghi sia delle terapie intensive che i colleghi delle malattie infettive. Stiamo facendo una valutazione, perché lì abbiamo dato indicazione che si possa fare anche una valutazione con il medico competente e una stratificazione del rischio. Quindi le strutture sono libere di poter interpretare anche un aumento della frequenza se questo viene ritenuto necessario. Quindi non ci sono dei paletti in quelle che sono le indicazioni di sanità pubblica, ma una valutazione che viene, soprattutto per quanto riguarda queste strutture, naturalmente fatta attraverso anche una stratificazione del rischio. Comunque si parla di test antigenici. Sia per ospiti che per personale? Gli ospiti sono ogni 20 giorni, mentre per quanto riguarda il personale 2 volte alla settimana. Questo perché effettivamente abbiamo visto che c'è una stretta correlazione fra
le infezioni che si riscontrano negli operatori e quello che poi si determina nell'ospite. E dobbiamo anche considerare che abbiamo ancora attiva una operazione che avevamo iniziato tra fine marzo e primi di aprile nell'ambito delle strutture residenziali, che sono i cosiddetti piani di sanità pubblica. I piani di sanità pubblica sono dei piani ad hoc che i dipartimenti di prevenzione insieme a distretti sociosanitari hanno fatto per ogni singola struttura, andando a valutare qual era la situazione di ogni singola struttura ed individuare quelle soluzioni che portavano all'isolamento ai cosiddetti nuclei di isolamento, quindi alla possibilità di isolare i soggetti positivi rispetto ai soggetti sani nelle strutture dove materialmente era anche possibile formare anche delle aree distinte vere e proprie, ecco, in maniera utilizzando gli spazi. Quindi questa è la situazione. Un'altra differenza rispetto alle strutture residenziali per anziani l'abbiamo vista valutando la fase 1 e questa fase 3 nei ricoveri ospedalieri. Abbiamo visto che sono un po' più bassi i ricoveri ospedalieri che riscontriamo negli ospiti adesso rispetto alla fase 1, di quasi il 3-4%. E quindi ha avuto anche un andamento diverso, mentre nella fase 1 abbiamo avuto un andamento molto di tipo esponenziale, adesso abbiamo visto un andamento più graduale e anche lì notiamo una leggera flessione, quindi speriamo che veramente anche in questo caso l'epidemia prenda una direzione che è diversa. E poi non so, per quanto riguarda le cose vi ho detto, per l'area gialla naturalmente aspetteremo. E poi, come diceva il Presidente, per ogni scenario e per ogni area di identificazione di rischio ci sono delle azioni che si dividono nei setting che ho detto prima. Noi le abbiamo valutate rispetto al documento e abbiamo visto che finora abbiamo portato avanti tutte quelle che erano le attività previste nella descrizione di questo scenario. Ciò significa che come si può dire, responsabilità decisionale abbiamo fatto di tutto per portare avanti anche delle restrizioni in più con le ordinanze del Presidente per mantenerci all'interno di questo scenario, però è chiaramente una partita che si fa insieme con il comportamento di tutti. Allora, ho visto già un Tosato alzare il dito, Nuovo Terraglio, Giacomuzzo e chi verrà. Oppure ovviamente assessori a disposizione, se ben si intende. Tosato. No, l'assessore Lanzarin non pensi di cavarsela a buon mercato. No, battute a parte. No, io ho una domanda per la dottoressa Russo e poi due segnalazioni dei lettori, due per gli assessori. Allora, la domanda per lei dottoressa è questa. Molte persone chiedono questo. Capita che una persona risulti positiva e che dopo 21 giorni venga autorizzata non solo a uscire dall'isolamento ma anche a tornare al lavoro, perché si dice nel frattempo si è negativizzata, il virus ha perso intensità infettiva. Qual è il problema? Proprio persone e lettori che ci hanno scritto. Il problema è che molti luoghi di lavoro richiedono un certificato di avvenuta negatività, ma magari una persona è ancora positiva ma non è più contagiosa. Addirittura anche molte strutture mediche per l'accesso richiedono questo. Allora sti poveri diavoli dicono: ma noi come facciamo a fornire un certificato di avvenuta negatività nel momento in cui siamo ancora positivi, ma la stessa autorità sanitaria ci dice che non siamo più contagiosi? È un problema non banale, mi sembra. Grazie per questa domanda, perché ci permette di chiarire un problema che si è sollevato proprio a livello nazionale. Allora, la circolare del Ministero prevede che nell'ambito della revisione dell'isolamento e della quarantena, prevede che se un soggetto rimane positivo per 21 giorni, al 21esimo giorno, risultando però asintomatico da almeno 3 giorni,
al 21° giorno, anche se il test molecolare dovesse risultare positivo, il soggetto può essere dichiarato non più contagioso, quindi non negativizzato nel senso letterale del termine, ma non più contagioso. Questo significa che pur non avendo il test col segno con la scritta negativo, poiché sono passati 21 giorni e il soggetto negli ultimi giorni non ha presentato alcun sintomo, può tornare al lavoro, può tornare alla sua vita normale. Il problema qual è stato? Uno, che il DPCM, gli ultimi DPCM non si sono allineati con questa indicazione della circolare ministeriale. Pertanto molti datori di lavoro, e noi abbiamo avuto molte telefonate, ma tutte le regioni hanno avuto questa discrepanza, per cui i datori di lavoro hanno interpretato giustamente il DPCM di valore superiore da un punto di vista legale rispetto a quello espresso in una circolare e quindi hanno bloccato i lavoratori e le persone, insomma, che dovevano rientrare in comunità. Noi abbiamo fatto presente anche per iscritto questo tipo di discrepanza. Il Ministero, il capo di gabinetto, l'Istituto Superiore di Sanità, in un incontro che abbiamo fatto ad hoc dove sono state evidenziate anche queste problematiche, si è impegnato ad allineare il DPCM. Quindi in quel caso non verrà fatto un certificato che attesta una cosa che non è, cioè il fatto che il test sia negativo, ma che pur in presenza di un test che permane positivo, poiché sono passati 21 giorni dal momento in cui il soggetto è stato posto in isolamento, può considerarsi non contagioso e può rientrare in comunità. Quindi io spero che a giorni, se non è già arrivato ma devo controllare nell'ultimo DPCM, questo problema sia risolto. Ne abbiamo parlato anche ieri o l'altro ieri con i medici di medicina generale che giustamente avevano riscontrato anche loro questo tipo di incongruenza, quindi è così. Grazie. Le due segnalazioni per l'assessore Lanzarin, una riguarda, io più volte cito questa categoria che mi sta un po' a cuore, insomma, le persone non vedenti. È in corso di distribuzione nell'ambito dell'iniziativa di cure domiciliari, è in corso la distribuzione dei saturimetri. Sì. Persone non vedenti chiedono questi benedetti saturimetri parlanti per ovvie ragioni, perché per loro sarebbe molto importante. Ce ne sono purtroppo diverse che sono positive, che sono in isolamento, dicono che, hanno ragione, che la spesa non è, hanno perfettamente ragione, segnaliamo ad Azienda Zero, ecco, se acquista qualche dispositivo di questo tipo, hanno ragione. Altra cosa, e poi concludo, qui mi rendo conto che, come dire, esorbita dai vostri poteri e dalle vostre competenze, però c'è un segmento che è quello delle SPA dei centri benessere. Loro sono stati chiusi, anche qui si dice magari nelle interlocuzioni periodiche con il governo fate presente che non si può fare di ogni erba un fascio. Ci sono strutture che sono strutture mega in cui effettivamente il rischio c'è, ce ne sono di piccole che hanno investito in sicurezza e che garantiscono dal punto di vista della profilassi e vengono messe nello stesso calderone. Chiedono di non essere dimenticati, ecco, come tante altre categorie, per la verità. No, ma sono arrivate anche delle segnalazioni e delle proposte da parte delle strutture, io le ho anche passate alla nostra prevenzione proprio per essere valutate. Noi abbiamo comunque perennemente il tavolo di coordinamento con le 5 regioni che si sono occupati di tutte le linee guida, di tutto il resto. Stiamo lavorando in questo momento sulla riapertura delle scuole, perché abbiamo avuto mandato di lavorare per il 7 di gennaio, quindi su linee guida che sono quelle che conosciamo, ma insomma per essere pronti anche da un punto di vista di prevenzione e quindi di contact tracing eccetera sulle aperture delle scuole, porremmo la tematica sicuramente anche di altre, possono essere anche tutto il discorso sportivo, insomma le palestre, le piscine, come tutto questo comparto, non c'è dubbio. Grazie. Allora, Moscati, Giacomuzzo, Pederiva per l'assessore Lanzarin e Zambon. Marchiotti. Sì, dottoressa Russo, mi scusi, volevo chiederle questo, riguardo ai tamponi, quelli diciamo fai da te,
molti segnalano questa lunghezza, no? Dice, la gente si domanda come mai per un vaccino, per creare un vaccino, sono stati bypassati un sacco di, cioè sono stati alleggeriti i tempi, ecco. Mentre per validare dei tamponi, che in fin dei conti appunto noi abbiamo visto anche questo, dei tamponi nostri rapidi, per validare il loro risultato stiamo ancora discutendo. Ecco, questo era brevemente il concetto, grazie. Beh, allora, intanto i tempi dei vaccini non sono state saltate delle fasi. Le fasi intanto è cominciato subito il processo di studio per avviare le varie fasi che caratterizzano, diciamo poi, che portano a tutta la documentazione necessaria, perché quindi non è che siano stati fatti degli sconti. Diciamo che la produzione nelle ultime fasi di valutazione del vaccino è andata in contemporanea rispetto agli studi che si stavano facendo. Si chiama, come dicono gli esperti, rischio d'impresa, cioè nel momento in cui si finisce tutta la sperimentazione si comincia anche a produrre, perché così nel momento in cui le agenzie regolatorie danno l'autorizzazione il vaccino è già pronto e non è necessario aspettare altro tempo perché questo possa essere fatto e possa essere messo in commercio. Poi c'è anche un altro elemento da considerare nella produzione dei vaccini, che intanto è una diciamo, ricerca che è stata fatta a livello mondiale. Pertanto diciamo, tutte le fasi di sperimentazione si sono fatte in diversi paesi europei ed extraeuropei e quindi diciamo che gli studi e le prove di efficacia e di sicurezza sono stati raccolti su diversi target che sono stati portati avanti e questo ha accelerato il processo, insomma, di raccolta dei dati necessari e poi anche perché fortunatamente disponiamo di mezzi, diciamo, tecnologici che abbreviano rispetto al passato quelle che sono, insomma, l'acquisizione di certi risultati. Per quanto riguarda i test rapidi è tutto un altro discorso, perché lì non abbiamo la necessità di raccogliere prove di efficacia e di sicurezza, perché questi test sono già stati validati nel loro utilizzo. Il problema, se così si può chiamare, diciamo che è lo scoglio che noi dobbiamo superare, è quello di avere l'autorizzazione ad inserirli in una strategia di sanità pubblica. Perché a differenza di un test che riguarda il singolo individuo, che può essere il test della glicemia o il test di gravidanza che riguarda solo me, l'autosomministrazione di un test come questo riguarda una malattia che interessa la comunità. Quindi se io introduco l'utilizzo di un test che sì riguarda la persona ma riguarda anche la comunità, devo avere una valutazione, quindi una concordanza rispetto agli altri test che mi dia la stessa sicurezza di risultato, perché cambia se il soggetto è positivo o se il soggetto è negativo. È una cosa è con un test che viene fatto dall'operatore sanitario e interpretato dall'operatore sanitario, una cosa è l'affidabilità di un test che viene dato alla singola persona. Quindi quello che noi stiamo facendo è questo. Lo stiamo facendo su tutte le microbiologie, sulla maggior parte delle microbiologie della regione. Abbiamo lo studio si sta facendo anche in Lombardia, anche in Friuli Venezia Giulia, stiamo aspettando anche la risposta dell'Emilia Romagna e anche forse di Trento, comunque una sorta di valutazione, diciamo, interregionale, perché questi dati di concordanza fra il test in autosomministrazione e il test tradizionale diano all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero quella sicurezza, quegli elementi che gli permettono di introdurlo o di utilizzarlo come strumento di sanità pubblica. È solo questa la differenza, ma sono cose completamente diverse rispetto a quelle invece di un vaccino che ha l'obiettivo di evitare che la malattia possa svilupparsi. Grazie, è stata chiarissima.
La collega Giacomuzzo ringrazia ma è dovuta scappare. Passiamo alla pederiva per l'assessore Lanzarin. Sì, nel senso che prima ho ascoltato quello che ha detto la dottoressa Russo a proposito dell'utilizzo dei test antigenici appunto nelle case di riposo per gli operatori e tra i sanitari, e mi è stato detto che appunto la tempistica è troppo ridotta, ogni 4 giorni, per consentire l'utilizzo dei molecolari. La domanda è politica per l'assessore Lanzarin, dal momento che si stanno moltiplicando gli interventi in tal senso di richiesta, invece di utilizzare per i sanitari, quindi le categorie maggiormente esposte al rischio, un tipo di controllo che dà maggiore specificità e sensibilità, insomma i termini che conoscete molto meglio di me. Quindi, ma la dottoressa Russo ha risposto che nel senso noi ci basiamo su quelli che sono oggi circolari che ci sono, su cui hanno consentito l'utilizzo di determinati test e quindi ne hanno decretato l'affidabilità, e riteniamo che anche una maggiore frequenza vada nella direzione proprio effettivamente di riuscire a trovare, scovare subito le persone positive e in molti casi asintomatiche, isolarli e quindi creare le condizioni perché non ci sia diffusione del virus. E la contestazione che viene opposta, mi riferisco a una interrogazione presentata poco fa dal PD in Consiglio regionale, ma anche a un intervento della eurodeputata sempre del PD Moretti, è che ci sono dei casi segnalati anche dalla stampa in questi giorni di singoli appunto medici, l'anestesista piuttosto che qualcun altro, che invece è risultato prima, come sappiamo, insomma negativo e poi si è rivelato invece positivo solo con il molecolare, e viene detto a fronte di questo il rischio è comunque troppo alto di lasciar scappare tra virgolette un medico positivo, che non sa di esserlo evidentemente, in un reparto ad alto rischio. Quindi la domanda politica è appunto questa: a fronte anche di queste contestazioni rimane la valutazione che è comunque preferibile una strategia di controllo più frequente, quindi con test antigenico? Ho capito bene? Okay. Sì, oggi noi ci basiamo su quelle che sono le evidenze che sono emanate anche a livello nazionale dalle circolari. Diceva prima l'assessore, alcuni comuni della provincia di Belluno che hanno avuto un aumento dell'incidenza e poi anche dell'Ursotto di Vicenza nella Valle dell'Agno. L'Agno famoso è stato, adesso è in diminuzione, però è stata insomma interessata molto. È anche, dobbiamo dire la verità, quella in continuità con Verona, quindi sono i comuni confinanti anche con la provincia di Verona. Cioè non facciamo nessun tipo, credo, di insomma diciamo così, insomma non ci esprimiamo su questo, però insomma ecco hanno un po' seguito questo andamento. D'accordo, grazie mille. Marchiori, poi se ci sono domande per l'assessore Bottacin, cominciate a prenotare. Sì, buongiorno, io in realtà ho una domanda per i due assessori, probabilmente insieme, dovrebbero provare a rispondermi. Allora, questa domanda riguarda i Covid hotel, perché mi sono già arrivate più segnalazioni, innanzitutto di persone che chiedono se sono attivi, insomma qual è la situazione, e molti sostengono che ci sia una lista online che non corrisponde a quella della protezione civile. Ecco perché volevo l'assessore. Allora io parlo di quello che so io, non so la lista della protezione civile. La protezione civile non c'entra niente quella regionale, nel senso che loro hanno comunicato la protezione civile nazionale, ma noi non c'entriamo niente, quindi non so. Ok, quindi. Cioè non so cosa abbiano pubblicato online. Ok, grazie. No, allora sui Covid hotel c'è stata una ricerca tramite le aziende sanitarie, se vi ricordate, le aziende sanitarie hanno individuato tramite manifestazione di interesse una lista, è sempre stato detto che quella lista era una lista che poi da lì pescavano ogni singola azienda in base alle necessità che aveva ogni singola azienda. Io non lo so sinceramente adesso come si stanno, cioè nel senso so che alcune aziende insomma hanno più necessità di altre, pochi comunque casi, non abbiamo una situazione come ho sentito in Emilia Romagna, in Lombardia eccetera, dove sono stati utilizzati invece in maniera molto forte, perché io ricordo sempre che noi abbiamo un setting assistenziale in cui abbiamo i posti ospedalieri di area non critica, malattie infettive, pneumologia, semi-intensiva, abbiamo le terapie intensive area non critica e poi abbiamo le strutture intermedie, in particolar caso gli ospedali di comunità, che riescono a ricoverare e quindi a trattare quei pazienti che escono dall'area critica ma hanno ancora bisogno di un po' di assistenza. Quindi in molte situazioni in altre regioni invece i Covid hotel fungevano anche da un punto di vista insomma, di setting assistenziale di questo
questo tipo, tant'è che avevano anche un'assistenza sanitaria all'interno delle strutture. C'erano dei casi segnalati da alcune aziende di invece necessità logistiche familiari per effettuare l'isolamento. In questi casi abbiamo detto alle singole aziende c'è questa possibilità, individuate la struttura, abbiamo già dato indicazioni alle singole USL poi di gestire in casa, quindi all'interno della propria USL, questa operazione, quindi dicendo ci sono delle persone, ne avete necessità, non ne avete necessità, contattatele, individuate quella struttura e poi in quella struttura appunto concordate con la proprietà e quant'altro. Quindi al momento i Covid hotel non sono, diciamo, non ci sono, cioè comunque non sono funzionanti? Ci sono, io so che ci sono alcune USL che hanno comunque fatto delle operazioni di questo tipo, hanno iniziato penso all'USL di Pedemontana a Bassano, penso all'USL veneziana che lo ha fatto, quindi ce ne sono alcune che hanno utilizzato appunto questa possibilità perché avevano necessità di utilizzarla. Ok, niente, poi volevo solamente ringraziarla perché la signora che doveva fare quell'intervento le è stato fissato e quindi... Adesso io non, cioè nel senso probabilmente rientrava tra le persone che potevano fare gli interventi, insomma, nel senso che si sono presi un po' indietro, però man mano insomma che riescono a fare interventi, se hanno interventi di un certo tipo, altri interventi o quelli programmati, stanno andando avanti in alcuni casi, quindi insomma poi dipende molto dalla situazione, quindi mi fa piacere. Grazie. Altre domande? No, solo una notizia perché intanto visto che parlavamo di case di riposo, stamattina si è tenuto, penso sia finito adesso, il tavolo tecnico per quanto riguarda appunto il problema del personale legato con i sindacati alle RSA. È stato un tavolo questa mattina di incontro e confronto sulle varie tematiche e poi capiremo nell'alveo in cui possiamo agire sia rispetto, chiaramente lo sappiamo, a una programmazione più a lungo termine, ma che sarà la programmazione insomma anche dopo il Covid, delle idee ne avevamo già, ma soprattutto ci stiamo concentrando nella programmazione invece contingente ed urgenza per cercare di andare incontro alle esigenze che voi sapete insomma di mancanza di persone all'interno delle RSA. Quindi adesso vedremo, insomma, io non ho partecipato questa mattina, era un tavolo tecnico appunto tra la direzione sanità, la direzione servizi sociali e le sigle sindacali, vedremo cosa emerge e cosa riusciamo e possiamo fare. Bene, grazie e possiamo già anticipare a domani. Eccoci, quindi rientriamo in studio, avete visto e sentito una conferenza stampa particolarmente ricca di spunti e si tratta di fatto di trovare dei criteri uniformi a livello nazionale per intendersi sui dati. Dopo mesi e mesi siamo ancora a questo punto, verrebbe da dire, ma c'è questa lettera della dottoressa Russo al Ministero, al governo, c'è da intendersi sui tamponi, sui test rapidi per arrivare ad una contabilità perlomeno uniforme a livello nazionale, ma ci torneremo nel corso dei nostri telegiornali. Tra l'altro è venerdì, è il giorno del verdetto, bisognerà capire se il Veneto rimarrà in area gialla. Il governatore Zaia dice sì, rimarremo in zona gialla anche perché l'R con T sta scendendo in alcuni territori più che in altri, come per esempio in provincia di Treviso, mentre resta l'emergenza e una pressione particolare sulla provincia di Verona. Bene sempre i dati invece su quella di Rovigo. Un quadro quindi che si compone di giorno in giorno, ormai lo abbiamo capito. Tra l'altro, mentre si concludeva la conferenza stampa di Zaia, si è conclusa anche quella del Premier Conte da Bruxelles, dove oggi c'è stato il Consiglio europeo sul Recovery Fund. Ci sono delle buone notizie, ha detto di fatto il Premier Conte, il recovery partirà da febbraio, si supereranno
i veti quindi di Polonia e di Ungheria. Questo mentre infiamma il dibattito sullo stop agli spostamenti tra comuni nei giorni clou delle festività. C'è un braccio di ferro estenuante in corso tra le forze di maggioranza. Questo quindi il quadro aggiornato di giornata. Possiamo vedere brevissimamente i dati. Siamo a 2075 nuove positività nella notte nel Veneto, ovviamente con il picco di Verona siamo a 674. Tra l'altro si è negativizzato, e anche questa è una notizia di poche ore fa, il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, che nelle settimane scorse era risultato positivo al Covid e anche sintomatico. Rimaniamo però a parlare di temi di sanità, perché la sanità sta giocando tante partite, non c'è soltanto quella del Covid, e compito della sanità veneta e delle sue articolazioni territoriali è mantenere l'eccellenza di alcune prestazioni. Per fare il punto siamo collegati con il dottor Luigi Caretti, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ULSS 5 Polesana, e con Gloria Badin, che è ortottista sempre all'ULSS 5 Polesana. Li vedo collegati, li ringrazio per la pazienza. Con loro ci confronteremo subito dopo la pubblicità, le telefonate saranno aperte, parleremo di chirurgia dell'occhio. Il dottor Caretti è un'autorità assoluta in materia, quindi restate con noi. Facciamo così, vediamo insieme le previsioni del tempo per le prossime ore, poi andiamo in pubblicità e torniamo per parlare di chirurgia dell'occhio. A dopo. Il tuo dono può essere prezioso, pensaci. Bentrovati al meteo. Un nuovo fronte perturbato si avvicina all'Italia, anche il nostro territorio resterà in parte coinvolto. Il dettaglio di venerdì 11 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà dapprima irregolarmente nuvoloso in pianura, dove non si escludono locali foschie o nebbie, schiarite più soleggiate invece in montagna. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento con cielo coperto un po' ovunque, entro sera-notte piogge via via più frequenti sulla nostra regione. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi anche qui sin dal mattino, salvo temporanee e brevi schiarite, deboli piogge in serata. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sui 7-12 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, qui sarà più soleggiato, lento aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio, anche con qualche occasionale piovasco. Temperature minime di qualche grado sotto lo 0, massime sui 2 gradi. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Quando vai a donare, porta un amico. Più siamo, più bene facciamo. Di nuovo in studio, di nuovo in diretta per aprire un capitolo importantissimo e che riguarda la vita, la salute di migliaia di veneti, un tema di assoluto interesse. Parliamo di chirurgia dell'occhio, lo facciamo, li risaluto e li ringrazio con il dottor Luigi Caretti, che è direttore dell'unità operativa complessa di oculistica all'ULSS 5 Polesana, e la sua collaboratrice Gloria Badin, ortottista sempre all'ULSS 5 Polesana. Buongiorno di nuovo. Buongiorno. Dottore, Buongiorno. Allora comincio da lei e dal sottolineare l'eccellenza dell'oculistica del suo reparto nell'ambito dell'ULSS 5 Polesana. Lei è, al di là di ogni retorica, un'autorità nel campo dell'oculistica.
segno che anche sui territori, sulle singole realtà territoriali si può fare sanità di alto livello. Ecco, ci spieghi un po' che tipo di prestazioni effettuate nell'ULSS 5 Polesana? L'oculistica polesana è dotata di una equipe ospedaliera composta da medici che presentano professionalità, competenze e strumentazioni in grado di espletare tutte le prestazioni in ambito oculistico, sia da un punto di vista diagnostico che da un punto di vista chirurgico. Tutta l'equipe ospedaliera si muove su tre reparti, su 3 ospedali, che sono l'ospedale di riferimento Hub Rovigo e gli ospedali di rete Spoke Trecenta e Adria. In tutte queste strutture vengono erogate quotidianamente prestazioni che riguardano sia la parte della visita oculistica, quindi visite oculistiche di base, visite oculistiche super specialistiche, cioè in base alla patologia del paziente. Il paziente stesso viene visitato e valutato da un super specialista che si avvale di una moderna strumentazione diagnostica e terapeutica, e dal punto di vista terapeutico le vengono applicate tutti i possibili trattamenti sia in ambito farmacologico che trattamenti laser che trattamenti chirurgici. Vedevamo, ecco, i numeri, che sono numeri molto alti delle vostre prestazioni assistenziali. Siamo a 42.000 all'anno, sono tantissime, su un territorio di 250.000 abitanti, poco meno. Sì, effettivamente dal 2015 a oggi abbiamo registrato annualmente un incremento delle prestazioni erogate. Come diceva lei, sono 42.000 il totale delle prestazioni del 2019 e 5.000 di queste 42.000 sono prestazioni di tipo chirurgico, interventi chirurgici eseguiti sia sugli adulti che sui bambini. Sono prevalentemente interventi di chirurgia della cataratta, 4.600, ma abbiamo eseguito tantissimi interventi anche di chirurgia maggiore, quella un po' più invasiva, quelle per le patologie più importanti, 210 interventi sulla retina, circa una trentina tra trapianti di cornea e interventi per glaucoma, 110 interventi di oculoplastica, vale a dire le palpebre e l'orbita del paziente, e 10 correzioni di strabismo. Tutti questi interventi vengono seguiti in anestesia locale degli hospital, cioè nonostante l'importanza dell'intervento, l'ospedalizzazione viene ridotta al minimo, l'intervento viene eseguito e il pomeriggio, la sera, dopo l'intervento, il paziente va a casa e dorme a casa sua. 1.500 sono invece le iniezioni intravitreali per le maculopatie, che sono purtroppo una patologia molto frequente. Quindi voi siete specializzati soprattutto sulla retina, lei personalmente? Sì, il mio principale campo di interesse sono le malattie della retina. La malattia della retina sono sia di tipo medico, cioè quelle suscettibili di trattamento con farmaci o con laser, o di tipo chirurgico, quelle suscettibili di trattamento riservato proprio alla sala operatoria. Ecco, e qui, dottore, immagino sia una questione di competenza, di esperienza, ma anche di tecnologia. Che strumentazioni utilizzate? La tecnologia è molto importante in ambito oftalmologico e noi fortunatamente negli ultimi anni ci siamo dotati di una tecnologia al top che ci consente di eseguire delle tecniche oggi poco invasive per il paziente, delle tecniche di microchirurgia che ci consentono una precisione e un trauma chirurgico molto contenuto e di conseguenza un recupero visivo e una qualità di recupero visivo superiore rispetto agli anni passati. Ecco, dovremmo avere tra l'altro delle immagini molto significative. Ecco, qua vi vediamo di fatto all'opera, parliamo di chirurgia 3D. Può illustrarci cosa sta succedendo in questo momento? Le malattie della retina vengono oggi trattate chirurgicamente con delle sofisticate tecniche chirurgiche mini-invasive. Operiamo con degli strumenti estremamente sottili che sono più piccoli di uno stuzzicadente e ci avvaliamo di una tecnologia
e che, come per esempio quella a cui accennava lei, di visualizzazione anche tridimensionale, cioè operiamo come se fossimo al cinema, con degli occhiali 3D, proprio per avere una percezione del dettaglio e una qualità della performance chirurgica migliori. E la tecnologia in questo ambito è molto molto importante, le tecniche sono state notevolmente implementate negli ultimi anni e la tecnologia che abbiamo a disposizione oggi ci consente di eseguire oggi degli interventi che fino a 15-20 anni fa erano improponibili. Quindi siamo di fatto ormai già al 4.0 anche per queste modalità operative di fatto, dottore, così? È verissimo. A tal proposito mi consenta, un nostro orgoglio è quello di essere stati scelti come uno dei 3 centri italiani a cui è stato affidato lo sviluppo di un'importantissima tecnologia che rivoluzionerà la chirurgia della retina, cioè una tecnologia ad ultrasuoni per l'intervento di vitrectomia per le malattie della retina. Nel 2020 sono stati selezionati alcuni centri nel mondo e Rovigo ha l'orgoglio di essere uno di questi. E tra l'altro abbiamo anche un filmato sulla vitrectomia molto interessante, che magari possiamo commentare anche questo insieme. Queste sono le patologie appunto della retina, magari possiamo vederlo anche più tardi, ma lei parlava di vitrectomia e anche qui c'è un filmato, vorrei che lo commentasse. Eccolo qua. Sì, qui stiamo eseguendo quello che è l'intervento chirurgico che viene riservato alle più importanti patologie della retina. E come vedete qui sto precisamente iniziando l'approccio chirurgico e non si esercitano grossi tagli sulle strutture esterne dell'occhio. Oggi con questi strumenti miniaturizzati si riesce ad accedere direttamente alle strutture da operare senza eseguire grossi tagli e alla fine dell'intervento queste piccole incisioni non necessitano addirittura di alcun tipo di sutura. E questo intervento viene riservato per le patologie che sono oggi di più frequente riscontro e che sono suscettibili di trattamento chirurgico con notevole soddisfazione. Si fa la vitrectomia, qui vedete un caso di Packer maculare, che è una patologia per la quale il paziente comincia a avere una distorsione visiva, abbassamento visivo, comincia a vedere distorto ciò che prima percepiva dritto. È una patologia invalidante, lenta nella sua insorgenza, che oggi può essere trattata chirurgicamente in anestesia locale in day hospital con notevole soddisfazione per il medico e soprattutto per il paziente. Quindi, altre patologie sono suscettibili, si possono beneficiare di questo tipo di interventi chirurgici, come per esempio il foro maculare, altra patologia molto frequente. Il paziente presenta un buco nella parte centrale della retina e la compromissione visiva è molto importante. Anche qui il compito del chirurgo è quello di fare la vitrectomia e chiudere il foro in modo tale da creare le basi per una stabilizzazione della capacità visiva del paziente. Ecco, dottore, tornerei alla slide di poco fa proprio sulle patologie della retina. Che disturbi visivi ha un paziente con malattie della retina? Generalmente la retina nella sua parte centrale è quella responsabile della percezione dei dettagli, della visione nitida. E queste sono le classi patologiche più frequenti. Abbiamo accennato un attimo fa al Packer maculare, cioè una patologia per cui la retina si gonfia, arriva a raggiungere 2-3 volte il suo spessore normale, a causa di una membrana che insorge sulla sua superficie e che va appunto rimossa chirurgicamente con un intervento che dura circa 40 minuti. Anche al foro maculare abbiamo fatto menzione, c'è un buco sulla retina che crea un abbassamento visivo, la distorsione visiva, la visione annebbiata. Discorso un po' diverso è il distacco di retina. Il distacco di retina è una patologia di cui il paziente si accorge immediatamente. Ha una visione
immediatamente abolita, anche se parzialmente. Il compito nostro è quello di accogliere immediatamente in pronto soccorso il paziente, fare una diagnosi, chiedere eventualmente se ci sono stati dei sintomi precedenti, cioè i lampi di luce sono un sintomo che deve allarmare il paziente e che deve portarlo immediatamente all'osservazione dell'oculista, il cui compito è quello di pianificare in tempi molto brevi un intervento chirurgico per riportare la retina al suo posto, per porre le condizioni perché la retina si riattacchi. L'ultima categoria in ordine di frequenza è la retinopatia diabetica, che a differenza delle patologie precedenti può prendere tutte le fasce di età, cioè può interessare sia i giovani che gli adulti che gli anziani, e il trattamento varia in base alla gravità della patologia stessa. Si può trattare con dei farmaci, si può trattare con dei laser di ultima generazione di cui siamo dotati, e negli stadi più avanzati invece si può fare un intervento chirurgico proprio per arrestare il peggioramento della capacità visiva. Chiarissimo, dottore. Allora, adesso parliamo di maculopatia, ma lo facciamo subito dopo la pubblicità, qualche istante. Di nuovo in diretta, stiamo parlando di chirurgia dell'occhio con il dottor Carretti e la dottoressa Badin dell'ULSS 5 Polesana. Prima del break pubblicitario stavamo parlando di malattie alla retina. Il dottor Carretti è specializzato sulla retina, ma molte persone anziane, e lo abbiamo accennato prima, sono affette da maculopatia. Ecco, questa patologia in particolare, dottore, come la curate, con quali farmaci e quali poi sono anche le, diciamo così, se funzionano o meno questi farmaci? Le maculopatie sono un insieme di patologie molto vario e quella a cui faceva riferimento lei è sicuramente la più frequente, la maculopatia dell'anziano, la maculopatia legata all'età, che fortunatamente nella maggior parte dei casi non porta a dei disturbi visivi molto gravi. Raramente invece può portare a una situazione avanzata per cui il paziente ha una visione centrale fortemente compromessa, vede una macchia nera centrale densa che gli ostruisce la capacità visiva e che gli riduce drasticamente la qualità della vita. Possiamo proporre a questi pazienti un tipo di trattamento basato sulle iniezioni di farmaci qualche volta molto costosi, che ripetuti mensilmente riescono nella maggior parte dei casi a sgretolare, a ridurre la densità di questa macchia nera e quindi a migliorare la capacità di vista dei pazienti e di conseguenza a migliorare la qualità della vita. L'intervento comunque più eseguito in polesi nel mondo, lo abbiamo visto prima nella diapositiva, resta quello di cataratta, l'intervento di cataratta. Che risultati visivi può avere il paziente con questo tipo di intervento, dottore? Oggi l'intervento di cataratta, che come giustamente diceva lei è l'intervento più eseguito al mondo, non solo in oculistica ma in tutti gli ambiti della medicina, può dare dei risultati eccellenti, sia perché sono migliorate notevolmente le tecniche chirurgiche negli ultimi anni e sia perché è migliorata la tecnologia delle lentine intraoculari, delle protesi che si impiantano durante l'intervento di cataratta. Nella maggior parte dei casi noi riusciamo a portare il difetto visivo a zero, cioè riusciamo anche a curare il difetto visivo con cui il paziente è nato. La cataratta è una patologia prevalentemente dell'anziano, ma con queste nuove lenti riusciamo ad azzerare il difetto visivo con cui il paziente è nato. Ci sono oggi cristallini artificiali che sono in grado di correggere per esempio gli astigmatismi e cristallini in casi molto selezionati che andiamo ad impiantare in grado di rendere il paziente indipendente dagli occhiali, cioè riusciamo a renderlo in grado di vedere da lontano, andare al cinema, guardare il cinema, guardare la televisione, guidare. Riusciamo a fargli vedere anche l'intermedio, oggi è molto diffuso l'utilizzo del computer, e riusciamo anche a renderlo indipendente dagli occhiali anche nella lettura di un giornale o di un libro. Quindi questo grazie
alla tecnologia laser di ultima generazione di cui vi siete dotati, in particolare, se non sbaglio, mi diceva nel 2018 ci sono 2 apparecchiature in particolare, possiamo vederle anche proprio sullo schermo. Nel 2018 abbiamo presentato un progetto molto ambizioso che è stato sposato dalla Regione Veneto, dalla nostra direzione generale, ed è stato realizzato grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cariparo. Abbiamo in particolare acquisito questa piattaforma laser a cui lei faceva riferimento, che è composta da 2 laser, un laser a femtosecondi e un laser a decimeri, che ci aiutano nella chirurgia in 3 ambiti chirurgici fondamentali: la chirurgia della cataratta, la chirurgia del trapianto di cornea e la chirurgia refrattiva. Questi laser quale grossolano vantaggio forniscono? Si sostituiscono alla mano del chirurgo in diverse fasi dell'intervento chirurgico, cioè il chirurgo, per quanto bravo possa essere, non riuscirà mai a raggiungere un grado di perfezione e di ripetibilità del gesto chirurgico che invece la macchina laser a femtosecondi è in grado di raggiungere. Una stessa manovra viene ripetuta con una totale perfezione e per migliaia e migliaia di volte sempre nello stesso modo, rendendosi quindi in certi momenti indipendenti dalla mano del chirurgo. Le faccio una domanda, le chiedo una risposta velocissima. Dopo questi interventi si possono buttare gli occhiali? Molte patologie che comportano l'utilizzo degli occhiali, la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo, si possono beneficiare di questo tipo di trattamento laser. Quindi una procedura totalmente assistita dal laser, senza l'intervento della mano del chirurgo, può portare all'eliminazione, nella maggior parte dei casi, del difetto visivo con cui il paziente è nato. Ecco, questa è un'ottima notizia. Ho un ultimo tassativo, poi torniamo con tutte le vostre telefonate. A dopo. Di nuovo in diretta, stiamo parlando, lo sapete, di chirurgia dell'occhio con il dottor Carretti e la dottoressa Badin. Prima di arrivare alle vostre telefonate, che sono decine, vediamo questa diapositiva, la numero 16. Ringrazio Italo Morao in regia. Prima parlavamo appunto di interventi laser e dell'efficacia, se si possono o meno poi buttare gli occhiali. Abbiamo utilizzato questa espressione e lei, dottor Carretti, ha detto di sì, ma ci sono appunto delle limitazioni. Quali? Sì, per la buona riuscita di questo tipo di interventi chirurgici è fondamentale, oltre che l'intervento chirurgico, anche un inquadramento diagnostico preoperatorio molto accurato. Noi abbiamo a disposizione presso il nostro ospedale una strumentazione estremamente moderna che è in grado di inquadrare il paziente innanzitutto in un momento di operabilità o di non operabilità. Qualora si decida di procedere, quindi di operare al paziente, si decide, in base agli esami strumentali, con il paziente qual è la procedura più accurata, più precisa per correggere il difetto visivo. In linea di massima, con la nostra moderna tecnologia, riusciamo fino a 8 diottrie di miopia, che è la patologia più frequente che trattiamo, a trattare tutto il difetto con il laser, quindi a gettare via gli occhiali dopo l'intervento chirurgico fino a una miopia di 8 diottrie. Oltre queste diottrie, sopra le 8 diottrie, si preferisce rivolgere il paziente verso un intervento chirurgico che consiste nella posizione di una lentina intraoculare all'interno dell'occhio. Il risultato è ottimo analogamente a quello del laser, ma c'è un'indicazione diversa, quindi tutte le tipologie di pazienti possono ottenere un ottimo risultato con diversi tipi di interventi chirurgici. Dottoressa Badin, vengo da lei, non la stiamo trascurando. Prima di andare appunto alla telefonata, chiedo, lei è un ortottista, ecco, qual è il suo ruolo all'interno del reparto di un reparto di oculistica? Ci spieghi, dottoressa. Buongiorno a tutti.
L'ortottista assistente di oftalmologia è il professionista sanitario che si occupa di prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva dall'età pediatrica fino all'età senile. Non è una professione così nota, così conosciuta, anche se sono molteplici gli ambiti di competenza e molteplici le occasioni in cui un paziente può entrare in contatto con un ortottista assistente di oftalmologia. Ad esempio, in età pediatrica l'ortottista ha il compito di fare prevenzione, quindi di riconoscere precocemente patologie come l'occhio pigro, quindi l'ambliopia, e permettere un trattamento, una riabilitazione. L'ortottista si occupa inoltre dei disturbi motori e sensoriali della visione, quindi dello strabismo, ovvero gli occhi storti, e della sua riabilitazione attraverso una serie di tecniche sia motorie che ottiche. Inoltre grande spazio viene dato ultimamente nella oculistica moderna alla tecnologia high-tech strumentale, quindi qui l'ortottista gioca un enorme ruolo nel supporto strumentale al medico oculista, come ad esempio nell'esecuzione di esami strumentali quali il campo visivo, l'OCT, l'angiografia retinica, la topografia corneale, la biomicroscopia endoteliale o anche semplicemente nell'esecuzione della rifrazione, quindi la misura della vista, lo studio della sensibilità al contrasto, della capacità di percezione dei colori, quindi tutta la batteria di test che viene proposta per il rinnovo o il rilascio della patente. Per tornare poi all'ambito prettamente chirurgico di cui parliamo oggi, l'ortottista entra in gioco anche proprio nella esecuzione di tutti quegli esami strumentali che permettono la customizzazione, ovvero la personalizzazione dell'intervento. Certo. E nella progettazione e nella programmazione di laser come quello a femtosecondi di cui si è parlato poco fa, quindi nell'ingresso in sala operatoria accanto al medico oculista chirurgo. Quindi un ruolo cruciale proprio di supporto all'oculista. Le telefonate, pronto? Chi parla? Penso di essere... Ecco, sì signora, è in linea, pronto? Con chi ho il piacere di parlare? Io mi chiamo Paola, ho parlato con la segretaria, mi ha detto di abbassare il volume e non sento. Noi la sentiamo, vada signora Paola, faccia la domanda. Prego. Dire, ecco, allora io sono una persona di 60 anni, ho avuto una trombosi ischemica nel 2016, non me ne sono resa conto. Sono diabetica, intravitreali, tutto quello che ha detto il dottore, però non sapevo che esistesse una situazione di oculistica d'eccellenza così. Mi ha colpito molto il vostro servizio e mi farebbe piacere sentire il parere del dottore perché lo vedo molto connesso. Assolutamente. Questa problematica, retinopatia e quello che segue, insomma tutto quello che ha detto lui. Lei da dove chiama Paola, signora Paola? Da San Donà di Piave. Da San Donà di Piave. Dottor Caretti. Io ho fatto laser, OCT, campo visivo, test per il glaucoma, ho fatto di tutto, di più, oltre che le 10-12 intravitreali delle ILEA si chiamavano. E adesso come sta, posso chiederle? Mi conto che quando io faccio il controllo, che il dottore sa benissimo, io dico col mio occhio destro, dico vedo, non vedo, però ci siamo un po' stabilizzati e dopo è subentrato il Covid, perciò non sto facendo iniezioni, non sto facendo niente, sto cercando di supportare la mia vista, integratori. Sentiamo il dottore allora, signora Paola. Dottor Caretti, cosa possiamo dire alla signora Paola di San Donà? Sì, signora, sicuramente la patologia che purtroppo l'ha colpita è una patologia importante della retina. Le trombosi della retina, in particolare quelle ischemiche, hanno qualche volta un decorso sfavorevole per la capacità visiva. Ciò non toglie che bisognerebbe innanzitutto fare un approfondimento sul suo caso in particolare, ma in generale le dico che oltre all'Eilea, che è sicuramente un farmaco di riferimento in questo tipo di patologia,
Qualora ci fossero le condizioni, si può provare anche qualche altra strategia terapeutica. Il laser a cui lei ha fatto riferimento, ma anche l'iniezione di qualche cortisonico. Oggi abbiamo 2-3 cortisonici diversi che, qualora l'EILEA non abbia dato i risultati sperati, si possono sicuramente tentare. Per cui le consiglierei una rivalutazione anche alla luce delle informazioni che le ho appena fornito. Dottore, ci arriva, grazie signora Paola, sei ancora in linea, grazie, a presto. Ci arriva una richiesta da Giovanni di Verona che ci chiede, ci sono cure per la cecità da retinite pigmentosa? La retinite pigmentosa è una patologia molto rara, ma purtroppo altamente invalidante. Oggi come oggi non ci sono dei trattamenti certificati e universalmente riconosciuti per questo tipo di patologia molto grave, ma la ricerca sta andando avanti. Questo è un argomento che dai ricercatori in tutto il mondo è sentito, per cui confido che nei prossimi anni qualcosa di significativo verrà proposto. Ora come ora le confermo che non ci sono dei trattamenti che sono universalmente riconosciuti, ci sono dei vari approcci sperimentali, più o meno sperimentali, che danno qualche volta un qualche risultato, però nei prossimi anni questo è un argomento, è una patologia che avrà degli sviluppi e quindi delle ripercussioni positive anche per il paziente. Ecco, così abbiamo risposto anche al signor Giovanni. Pronto, chi parla? Sì, pronto? Sì, pronto signora, è in linea. Sì, buongiorno, sono Barbara da Venezia, volevo fare una domanda. Allora, Prego. mia figlia di 4 anni è stata diagnosticata la sindrome di Duane. Non so se ho pronunciato nella maniera corretta, ma sarebbe il muscolo paralizzato dell'occhio. E lei adesso porta gli occhialini, però oltre al problema estetico, diciamo, dello strabismo, mi hanno detto che può portare anche a dei problemi di postura, di una asimmetria facciale, e quindi gli hanno consigliato l'operazione. Io volevo chiedere se voi siete specializzati anche in questo tipo di interventi che possono risolvere questo problema, se la consigliate o se può essere risolta in altre maniere, e volevo anche chiedere se una volta eventualmente fatto l'intervento viene risolto completamente o se ci possono essere, diciamo, delle recidive o se può causare qualche problema, se è un intervento Certo. Sì, pericoloso. Da mamma un po'. Chiarissima Barbara, chiarissima, grazie. Farei rispondere entrambi, perché qua, dottore, se non sbaglio, c'è anche la competenza dell'ortottista in tutto questo, o no? Assolutamente. Io le rispondo per quanto riguarda la parte chirurgica. C'è l'indicazione in certi casi a eseguire un intervento chirurgico che ha delle buone prospettive. Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, farei rispondere alla dottoressa Badin, che è un super esperto di questo argomento. Dottoressa, prego. Allora sì, salve signora. Ovviamente, come le hanno consigliato, non è soltanto la parte strabologica rilevante nel caso della bimba, ma anche la postura, proprio perché una delle indicazioni ad affrontare la chirurgia è proprio la presenza di una posizione anomala del capo o di un torcicollo di natura oftalmica. Quindi sì, diciamo che l'indicazione c'è. È chiaro che la progettazione dell'intervento deve essere customizzata sulla bambina, quindi bisogna valutare l'entità dello strabismo, perché di sindrome di Duane ce ne sono di vario genere, di varia entità e gravità, per cui va assolutamente misurata, calcolata e di lì progettato un percorso che possa risolvere sia la componente dello strabismo che quella della posizione anomala del capo. Per cui il consiglio che le posso dare è assolutamente di rivolgersi a un centro di ortottica e di terapia dello strabismo, anche chirurgica, che possa affrontare e risolvere il problema della sua bimba. Grazie dottoressa Badin, non so se abbiamo ancora telefonate, ma sì, c'è ancora una telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, pronto, Sono Loredana Feliciani da Tese sul Brenta. Buongiorno signora. Vorrei cortesemente poter fare una domanda al dottor Caretti. Prego. Allora, io un po' di tempo fa, qualche mese fa, ho iniziato ad avere una visione
distorta, è come se fosse stata, cioè andava verso l'alto e verso il basso dell'occhio sinistro. In precedenza avevo anche avuto una diminuzione della visione, cioè vedevo come se fosse sempre al tramonto, mi si era infossata la luce praticamente. Quindi dopo un paio di visite accurate mi hanno diagnosticato un pucher maculare con importante trazione focale, foveale, determinante sollevamento del neuroepitelio, oltre a un piccolo inizio di cataratta. Successivamente a questo mi è stato proposto un intervento che mi ha spaventato un po' perché parlavano di anestesia totale e di qualche giorno anche di degenza. Poi con il Covid è stato un po' sospeso tutto, quindi io sono ancora in queste condizioni e volevo chiedere al dottore se anche il dottore tratta questa patologia, se la fa in anestesia locale e quali sono poi i benefici, cioè se ritornerò a vedere come prima. E dottore, cosa possiamo rispondere alla signora Loredana? Allora signora, la sua patologia è operabile e bisogna che lei faccia una valutazione preoperatoria anche per rispondere a tutte le domande che lei giustamente ha posto, nel senso che questo tipo di patologia è una patologia che insorge lentamente e tende a peggiorare nella maggior parte dei casi molto molto lentamente, per cui l'intervento chirurgico che eventualmente le eseguiremo ha lo scopo di stabilizzare la sua capacità visiva nel momento in cui sarà eseguito. Quindi bisogna vedere quanto effettivamente la sua retina è stata compromessa e quanto lei possa effettivamente beneficiarsi di questo eventuale intervento chirurgico. Le confermo che l'intervento nel nostro ospedale è eseguito in anestesia locale in day hospital, cioè lei viene la mattina, dopo aver fatto nei giorni precedenti la valutazione preoperatoria, esegue l'intervento e nel primo pomeriggio la sera va a casa, va a dormire a casa sua. L'ospedalizzazione è limitata alla giornata dell'intervento. Molto chiaro, dottore. E grazie signora Loredana per la domanda. Abbiamo altre telefonate, mi dicono dalla regia, mi dice anche Alice Montagnier che ringrazio per il coordinamento. Pronto, chi parla? È caduta. Pronto? Sì, pronto, ecco. Buongiorno. Signora, buongiorno. Buongiorno, io sono Azzara, vorrei farle la domanda al professore. Senta, volevo chiederle, poiché io ho 75 anni e avevo la mamma col problema del glaucoma, mi è stato diagnosticato solo da poco tempo che ho anch'io il glaucoma all'occhio sinistro. Attualmente prendo il collirio, l'Oiada, alla sera una goccia sull'occhio sinistro dove appunto ho il glaucoma e mi è stato detto di metterla anche all'occhio destro in modo tale da conservare entrambi i due occhi. Volevo chiederle una cosa, questo glaucoma una volta che magari farò la catarrata, lei pensa che può scomparire oppure conviverò per il futuro con questa patologia? La ringrazio. Poi un'altra cosa, per avere lei non vedo il numero dell'USL 5, a parte che si può chiamare l'USL 5, ecco, per poter fare una visita in modo da fare un quadro, poiché noi abbiamo con queste patologie il servizio gratuito, però mi interessava sapere se nell'eventualità ci fosse domani l'intervento della catarrata, se e come una si può rivolgerle anche dalla struttura che non sia l'USL 2, in questo caso che io chiamo da Treviso. Perfetto, cosa rispondiamo alla signora, dottore?
Certamente signora, lei può rivolgersi se ha piacere alla nostra ULSS senza alcun problema. Riguardo la sua patologia, è una patologia cronica che lei si porterà sempre con sé. Fortunatamente oggi è una patologia gestibile, è una patologia che ha una familiarità, quindi non ci stupisce il fatto che qualche suo parente possa essere affetto dallo stesso tipo di patologia, che è un aumento della pressione oculare. La terapia giusta nelle fasi iniziali è quella di utilizzare dei colliri, come quello che lei sta già usando, che hanno lo scopo di portare la pressione a dei livelli accettabili. Qualora non dovessero funzionare, si possono utilizzare dei laser di nuova generazione, di cui noi siamo dotati, oppure fare degli interventi chirurgici, anche questi a bassissima invasività. L'intervento di cataratta che le è stato proposto può essere una soluzione discreta, nel senso che dal punto di vista del glaucoma le può abbassare la pressione oculare, ma gli studi scientifici seri che sono pubblicati in letteratura dimostrano che questo abbassamento pressorio, effetto benefico indiretto dell'intervento di cataratta, è transitorio, dura tra i 6 e gli 8 mesi, non è un effetto definitivo. Grazie dottore. E arrivano anche diverse segnalazioni e richieste via social. Tra l'altro è uno degli argomenti che dovevamo trattare. Parlo del cheratocono, che colpisce soprattutto i giovani. Ci sono dei trattamenti da proporre? Cosa ci può dire a riguardo? Il cheratocono viene trattato con diversi approcci terapeutici a seconda dello stadio di patologia. Nelle fasi iniziali si usa semplicemente una lente a contatto rigida o semirigida che dà un notevole beneficio negli stadi iniziali di patologia. Qualora la patologia dovesse progredire, si può arrivare fino agli stadi tardivi in cui è necessario il trapianto di cornea, che oggi possiamo eseguire anche questo con delle tecniche laser a scarsa invasività e alta precisione. Nelle fasi intermedie, invece, dalla fase iniziale, se c'è progressione verso gli stadi successivi, si può oggi intervenire con un nuovo tipo di laser. Un laser che si chiama cross-linking, che ha lo scopo di saldare la cornea che tende a sfiancarsi e quindi ad arrestare l'evolutività della patologia. Oggi questo tipo di approccio terapeutico innovativo con questa metodica che si chiama cross-linking ha ridotto notevolmente il numero di trapianti di cornea, di pazienti che sono indirizzati necessariamente al trapianto di cornea, e per cui siamo contenti di proporla con grandi risultati. C'è un'ultima telefonata, pronto chi parla? Pronto, sono la signora Pesce Teresina da Salzano, Venezia. Buongiorno signora Teresina, ci dica. Allora, io volevo anch'io fare una domanda al professore, perché purtroppo sia io che mio marito abbiamo problemi di maculopatia. Nel mio caso, per esempio, io sono ipovedente fin quasi dalla nascita. Quando ci vedevo tanto vedevo 3 decimi, adesso riesco a mettere a fuoco 3 decimi col destro e col sinistro niente, da quando mi hanno operato le cataratte 4 anni fa. Perché prima mettevo solo un ventesimo, mettevo a fuoco un ventesimo. Però per esempio con la cataratta che mi hanno operato, il cristallino mi hanno messo 3 decimi di vista. Io sono andata bene nel lato da vedere le cose più limpide da lontano. Però nel mio caso prima io più vicino ci andavo, più riuscivo a mettere a fuoco le cose. E da quel momento io non riesco più a vedere da vicino, che sono dovuta a fare degli occhiali da lontano e da vicino. Per fortuna da quest'anno sono riuscita a avere i progressivi, che era difficilissimo averli con i miei occhi che non stanno fermi. Ho trovato un buon ottico che me li ha fatti veramente, sono contenta, mi sembra essere rinata, perché portavo quelli sopra lontano, sotto vicino, però io ero in difficoltà a fare i gradini e fare tutto perché mi squilibravano sempre, ero sempre in pericolo di cadere. Adesso sono anche fortunata che ho questi, però volevo capire se nel mio caso è possibile operare la maculopatia che ho entrambi gli occhi. Chiarissimo signora Teresina, sentiamo il dottore.
Purtroppo signora, in base a come me la sta descrivendo, lei non è un candidato a un intervento chirurgico. Lei ha una patologia composta che ha aggredito l'occhio in più settori, la cataratta, lo sviluppo scarso della sua capacità visiva fin dalla nascita e adesso la maculopatia. Per cui purtroppo oggi come oggi non siamo in grado di fornirle un approccio terapeutico valido che lei possa percepire in questo periodo. In futuro eventualmente anche qui la ricerca è molto attiva, ma per ora non sono in grado di proporle un approccio terapeutico valido e significativo. Perfetto, dottor Caretti, grazie davvero, grazie per questa ora che ci ha dedicato. Ci sono ancora decine di telefonate in linea, ma dobbiamo rimandare un'altra volta. Spero di averla ancora mio ospite con la dottoressa Badin. Quindi grazie davvero, siamo sempre tutti molto contenti quando vediamo l'eccellenza della sanità e la tocchiamo con mano come abbiamo fatto oggi pomeriggio. Grazie davvero, a presto e buon lavoro. Grazie mille a voi. Grazie, arrivederci. Allora, siamo alle battute conclusive anche per questa prima parte di diretta. Tanti gli aggiornamenti da tutti i fronti politici, istituzionali e ovviamente anche di cronaca su tutti. La conferenza stampa del Premier Conte da Bruxelles, che ha parlato del Recovery Fund. Si partirà con ogni probabilità a febbraio, si va verso il superamento dei veti da parte di Polonia e Ungheria. Staremo a vedere questo mentre infiamma la polemica sul divieto di spostamento tra comuni nei giorni clou della festività. Molto probabilmente ci sarà un nuovo decreto che passerà per il Parlamento, questo anche l'auspicio del Premier Conte, quindi di fatto un clamoroso dietrofront rispetto a quanto comunicato la scorsa settimana dall'esecutivo. Ci sono poi i numeri del contagio, i numeri del Covid. Siamo a 2075 casi nella notte, questi sono i dati rilevati questa mattina alle 8 da Azienda Zero con Regione del Veneto, il picco a Verona 674, ma il governatore Zaia ha assicurato, accanto alla dottoressa Russo, l'R-Conti in Veneto sta scendendo, quindi con ogni probabilità si rimarrà ancora zona gialla, ma come sapete ormai il responso del governo dell'Istituto Superiore di Sanità arriva in serata, ma insomma pare che si vada verso la riconferma della fascia gialla anche per il Veneto, anche stavolta. Tanti aggiornamenti sul fronte della cronaca, operazioni della Guardia di Finanza, c'è stato un incendio nella notte a Treviso al deposito della Contarina, ma di tutto questo vi parleremo questa sera a partire dalle 18:30 con il telegiornale regionale, poi ci sarà Venezia e Treviso con Belluno. È davvero tutto anche per questa prima parte di edizione straordinaria. Saluto e ringrazio Alice Montaniere e Italo Moreo in regia, saluto e ringrazio tutti voi e ovviamente ci vediamo alle 18:30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.